porto subito su uno dei posti più belli che abbiamo. Andiamo a Refrontolo, dove è collegato con noi il sindaco Mauro Canal. Buongiorno sindaco, tutto bene? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, sì, bene, grazie. Qui c'è un nebbione, sindaco, che non vediamo un palmo di mano. Da voi com'è? No, insomma, un po' di nebbiolina, non è limpido il cielo, però non è malissimo. Allora adesso vi porto a Spilimbergo, ci trasferiamo a Spilimbergo dove c'è Umberto Sarcinelli, giornalista e scrittore. Buongiorno Sarcinelli, grazie di essere qui. Buongiorno. Com'è la situazione del meteo a Spilimbergo? Nuvoloso, un po' di foschia, nuvoloso. Niente di. Siamo noi più sfortunati qua sulla pianura padana, mamma mia. E però volevo anche, penso sia d'accordo sia il sindaco Canal che Sarcinelli, cioè quando prendete la macchina e vi svegliate al mattino, se avete sonno state a letto, se siete addormentate svegliatevi, perché questa mattina col nebbione che c'è, che non si vede un palmo, voi non avete idea, macchine che ho incrociato con i fanali spenti. Una roba allucinante, una cosa allucinante. Poi diciamo è successo l'incidente, io non so dove qualcuno ha la testa quando si mette alla guida. Sindaco, partirei proprio da lei. Cosa sta succedendo? Queste persone, non tutte per fortuna, ma molte, che non si rendono conto del problema e rispetto soprattutto del prossimo. Hanno una bomba in mano questi, vediamo incidenti veramente incredibili, poi vedremo anche quella bambina poveretta morta, quei due bambini molto gravi in ospedale, ma questa mamma sapeva guidare o hanno delle patenti? Perché mi viene anche questo dubbio visto le immagini che abbiamo visto. Sindaco, cosa sta succedendo? Perché poi alla fine si rivolgono a voi, siete voi che dovete andare dalle famiglie a portare queste notizie assieme alle forze dell'ordine, poi aiutare le famiglie, cioè veramente con una coperta cortissima. Prego sindaco Canal. Allora il tema è un tema dibattuto e delicato. Allora concordo sul fatto che quando ci si mette in strada bisogna portare con sé la testa, ecco, questo è il problema. Secondo me, non so, l'abitudine ci ha portato a vedere in modo un po' superficiale il fatto di andare per strada, no? Perché lo si fa in maniera molto sbadata, non si rispettano i limiti, io lo dico così apertamente perché criticità ne abbiamo anche noi, lamentele ne abbiamo anche noi, perché poi giustamente i cittadini vanno dal sindaco e dicono: ma in questa strada corrono troppo, in questa strada non rispettano i limiti, in questa strada passano i camion dove non dovrebbero passare. Io credo che il sindaco può fare tanto, nel senso che può da parte sua mettere dei limiti, può mettere i vigili, può migliorare la strada, ma la cosa fondamentale è da fare le persone, cioè quando uno si mette in strada o ha la testa sulle spalle o è meglio stia a casa, perché ripeto, non tutto si risolve con le leggi, con le normative, con le sanzioni, cioè, la cosa principale è come noi ci poniamo quando andiamo in strada. Poi gli incidenti purtroppo è un incidente e quello può accadere, certo che un comportamento corretto li limiterebbe di molto. Ecco, sentiamo anche cosa ne pensa Sarcinelli, giornalista e scrittore. Non so quanti libri dovremmo fare, articoli da scrivere per far capire a qualcuno che il rispetto è fondamentale. Io ho avuto il già procuratore della Repubblica, della Procura di Treviso, il dottor Foiadelli, il quale è stato molto chiaro. Non è che servono strade sicure, il problema è che noi dobbiamo essere sicuri e rispettare gli altri. Non è che ognuno può farsi le proprie regole, ma una questione culturale, secondo lei, che non riusciamo a capire di avere le regole, perché mi sembra che un po' dappertutto, non tutti per fortuna, ma una buona parte della popolazione si sveglia e si fa le proprie regole. Lei come giornalista e scrittore come vede questa situazione che sta diventando sempre più fragile e problematica? Prego Sarcinelli. Beh, il problema è complesso. Da un punto di vista culturale diciamo che assistiamo a una cosa paradossale, per esempio sull'uso dell'auto. Vediamo un po' quale auto vengono promosse, vengono pubblicizzate. Sono tutte auto velocissime, l'unica cosa che si vede, che si percepisce, che viene diciamo così trasmessa è l'auto potente, l'auto veloce.
e tra l'altro anche costosa. In realtà l'auto, come ha ben detto, è una pistola che si ha in mano, che bisogna saper usare. Dall'altra parte abbiamo auto sempre più potenti e strade che rimangono sostanzialmente quelle di 30-40 anni fa, perché la geografia, ormai l'urbanistica non possono fare di tutte le strade autostrade, per cui l'educazione del guidatore diventa essenziale. C'è poi un altro fatto, che è quello che viviamo in una società che impone velocità, soprattutto la mancanza anche di adeguate comunicazioni e trasporti pubblici che diciamo impone a tantissimi di andare al lavoro in auto, quindi arriva sempre un momento e comincia ad avere fastidi perché c'è la coda, c'è il traffico, quindi si azzardano sorpassi, ci si innervosisce in auto e quindi da lì nascono i presupposti per inevitabili incidenti. Ecco, comunque è vero, l'educazione, soprattutto a cominciare dalle autoscuole, ma anche dalle scuole, diciamo, a una corretta anche percezione del traffico. 5 minuti prima, partire 5 minuti prima, svegliarsi 5 minuti prima vuol dire vivere molti anni di più. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio, queste indagini sulla tragedia a Fadalto. La mamma di Afra, la piccola di 4 anni morta nel tragico incidente stradale sul Fadalto, è in ospedale accanto agli altri 3 figli. Il più grave è il fratello di 7 anni ricoverato in terapia intensiva. La bambina di 9 anni è in prognosi precauzionalmente riservata, ricoverata in ambiente non intensivo, così come la maggiore di 23 anni. A Conegliano rimane grave anche il conducente della Golf, il 34enne di Vittorio Veneto, che si trova in ambiente intensivo in condizioni stabili. Una tragedia che ha distrutto una famiglia intera. Il pubblico ministero Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo d'inchiesta. La mamma, 49enne di origini ghanesi, è stata indagata con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sul corpo della piccola non sarà effettuata l'autopsia. È stata disposta invece una perizia cinematica per stabilire la dinamica del sinistro e per far luce sul fatto che Afra fosse o meno allacciata al seggiolino, così come se i fratelli avessero le cinture di sicurezza. Il gravissimo incidente è avvenuto lungo la statale 51 a Lemagna, sotto al ponte Botteon. 3 i mezzi coinvolti, 2 auto ed un camper. Da una prima ricostruzione della polizia locale, la mamma, con i 4 figli a bordo, stava procedendo verso Vittorio Veneto quando, malgrado la curva e la doppia linea continua, ha tentato di sorpassare il camper di una coppia di bellunesi, ma non si è accorta che la stessa manovra la stava compiendo dalla direzione opposta il 34enne vittoriese al volante della Golf, che stava superando, essendo la sua careggiata, a 2 corsie in quel tratto un'altra vettura. L'impatto violentissimo, la monovolume prima ha urtato il camper, poi l'impatto frontale con la Golf. Lo schianto, le lamiere, le auto ferme in mezzo alla strada, il silenzio dell'ennesima tragedia. Oh Canal, quello che vorremmo anche capire cosa si può fare per cercare di far rispettare, come dice giustamente Sarcinelli, la persona che tu incontrerai quando esci di casa. Può essere una persona diversamente agile, può essere qualsiasi persona. Il problema è dove sta il rispetto, i tuoi valori. Lei vive in un paese anche importante, bellissimo. Cosa sono i valori che lei sta cercando di trasmettere, sindaco, proprio da primo cittadino, visto che poi i primi cittadini, i sindaci, sono responsabili della salute dei propri cittadini? Cos'è per lei importante, i valori da trasmettere? Perché al primo posto lei cosa metterebbe tra questi valori? Prego, sindaco. Ma allora,
partendo dalla tragedia, diciamo che quello che si può fare è la sensibilizzazione delle persone, non c'è altro, perché bisogna lavorare sulla persona, perché ripeto, giustamente diceva prima il dottor Sarcinelli, le strade sono quelle che sono datate e tutto, quindi lavoriamo sulle persone che queste strade le frequentano. Tutto sommato le strade ci sono, si sa come sono fatte e quindi ci si può anche adeguare. Quindi secondo me il lavoro principale che va fatto è questo, cioè dobbiamo renderci conto e far rendere conto alle persone che non sono in un autoscontro ma sono su una strada, e sulla strada ci sono persone, ci sono anche altre persone. I valori da trasmettere, in primis il rispetto per gli altri, questo lo diceva lei prima, è fondamentale, perché senza di quello non riusciamo a vivere come comunità. Il mio piccolo paese, e secondo me il piccolo paese è un po' più fortunato in questo, perché si riesce ad avere il contatto diretto con le persone e quindi questo facilita poi l'aggregazione delle persone stesse. Quindi quello che un sindaco può fare è questo, cercare di mantenere un clima di socialità nel paese che poi va ad amministrare, creare occasioni di socialità, di ritrovo, in modo da far capire che il paese è vissuto da noi, ma non siamo noi protagonisti del paese, cioè siamo noi, ma c'è anche qualcun altro che con noi vive, e per questo va rispettato. Allora, io ho avuto ospite, sindaco, e la ringrazio anche per il supporto che ha dato a questi ragazzi, questi 3 fratelli che hanno aperto questa meraviglia anche di un parco molto importante, fratelli italianissimi da una parte e dall'altra invece con origini diverse. Però quello che mi ha fatto e mi ha colpito molto l'accoglienza che avete dato, il supporto che è stato dato a questi giovani che hanno intrapreso una nuova attività, impegnandosi anche economicamente, ma essendo accolti, aiutati e supportati. Quanto importante è l'accoglienza per lei, sindaco Canal? Beh, l'accoglienza è fondamentale, perché uno che apre un'attività è mal visto da subito, diciamo che non so dove vada a trovare poi gli stimoli per poter andare avanti, quindi è chiaro che il punto accoglienza è fondamentale. Di questi 3 ragazzi devo dire che io non mi prendo meriti che non ho, nel senso che il merito è tutto loro, che hanno intrapreso questa avventura non facile, hanno riaperto questo parco che era chiuso da anni, e anche quando non era chiuso, diciamo, versava in condizioni abbastanza negative, non so come descriverle. Quindi il merito va a loro che hanno intrapreso questa avventura, hanno fatto la prima stagione lo scorso anno, adesso ripartiranno con la seconda. Sono ragazzi che hanno molta voglia di fare, si sono messi in gioco, tra l'altro hanno aperto anche un'altra attività nel frattempo, hanno rilevato un altro piccolo ristorantino, quindi ecco, è gente che ha voglia di fare, e quindi queste persone ben vengano. Sono stati accolti bene da tutto il paese, perché il parco che hanno rilevato è un parco che era rimasto nel cuore di noi abitanti di Defrontolo, perché a tutti ricordava un po' la nostra infanzia. Quando a quel parco ci andavamo da bambini per giocare, era uno dei punti di ritrovo non solo di Defrontolo, ma di un'area molto più vasta, e quindi il fatto di rivederlo in funzione non può che aver fatto piacere a tutti gli abitanti di Defrontolo, perché ripeto, il giorno dell'inaugurazione vedevo quasi gli occhi che lagrimavano per vedere appunto questo luogo dei ricordi, per molti aspetti luogo dei ricordi, riprendere vita. Sentiamo cosa ne pensa anche il dottor Sarcinelli, ecco, come scrittore, come giornalista, questa impresa di giovani che però si sentono accolti, sanno di essere supportati, non sono diversi, perché purtroppo noi, Sarcinelli, io ho avuto il coraggio di dirlo, ma ho avuto anche studenti qui ospiti davanti alle telecamere con me, dove c'è anche il razzismo, è inutile che ce la nascondiamo dietro un dito. Funziona anche così, tanto è vero che quel giorno con questi dirigenti scolastici, con questi ragazzi, c'era anche una ragazza diversa, di colore molto scuro, e lei ha detto: lo vivo ancora sulla mia pelle. Cos'è il razzismo, Sarcinelli, nel 2025? Si può parlare ancora di razzismo o si può parlare solo di rabbia repressa, di non voler capire l'importanza della persona, come ha spiegato molto bene il sindaco? Prima fammi capire, fammi spiegare chi sono, poi decidi se accogliermi o meno, ma
lasciami respirare. Prego Sarcinelli. Beh sì, il tema anche questo è molto vario. Io vedo che all'inizio c'è l'ignoranza. Diciamo che fino a 8.000 anni fa eravamo tutti neri, avevamo la pelle nera e il gene della pelle bianca è stata una mutazione avvenuta nel Caucaso appunto circa un 10-15.000 anni fa, quindi diciamo da un punto di vista della natura non ha assolutamente ragione di esistere calcolare gli uomini con la differenza della pelle. Non ha neanche ragione, nessuna ragione quello di classificare gli uomini per la differenza culturale. Noi siamo soprattutto individui, abbiamo le nostre cerchie, la famiglia, il clan, la tribù, lo Stato, la regione, la percezione del vivere insieme. Ecco. Questi sono valori che sono universali, per cui sarebbe assolutamente naturale quello di vedere nell'altro uno specchio di noi stessi. Questo non avviene perché poi si inserisce l'egoismo, la paura dell'altro, la paura di perdere la propria zona di conforto. Ecco. E questo è una cosa estremamente negativa, ma può essere assolutamente superata. Io vedo per esempio nelle scuole elementari, negli asili, che i bambini non vedono queste differenze, vedono solo l'empatia fra l'altro bambino che può essere più o meno forte, questo è abbastanza naturale. Ecco, bisogna, diciamo, da questo punto di vista fare in modo di non crescere, diciamo, cioè non crescere proprio cambiando questi valori che sono istintivi. Ecco. Poi naturalmente in una società che diventa man mano più competitiva, qualsiasi persona che venga a turbare la propria esistenza, ma anche le proprie così abitudini, viene vista in maniera diffidata. Ecco, e questo va combattuto soprattutto con la cultura. C'è poi un altro aspetto che è quello del rispetto, in realtà. Cioè il rispetto soprattutto che bisogna avere della vita, è l'unica che abbiamo, è la vita in un pianeta che è anche l'unico che abbiamo finora, almeno è l'unico dove è nata la vita, per cui dovremmo avere veramente un grandissimo rispetto. Avere rispetto per il valore della vita vuol dire avere rispetto per se stessi e per la vita e l'ambiente degli altri. E qui ci rilacciamo anche al discorso dei comportamenti responsabili. L'accoglienza, diciamo quello di accettare l'altro, in realtà fa parte del nostro DNA. Ci sono culture, ci sono popolazioni che fanno dell'accoglienza, dell'ospitalità un valore assolutamente sacro e veramente indissolubile e intangibile. Ecco. Dobbiamo appunto lavorare su questo, ecco, diciamo che soprattutto adesso i nostri ragazzi, i nostri giovani, dobbiamo allevarli, educarli e farli crescere proprio con il valore della vita che è l'unico bene che abbiamo. La vita è sacra, si dice non a caso, la vita è sacra. Abbiamo Rinaldo da Venezia, adesso abbiamo conosciuto gli ospiti, andiamo col centralino. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Quanto riguarda la nebbia, io avevo 60 anni con le barche e con la nebbia, col caigo, da perdere la vita, perché partivo dal Canal Sasso mentre andavo fin Lido a San Nicoleto in Osteale
facevo i manicomi, insomma, con la nebbia c'è da piangere, perché quante volte ho sbagliato, perdevo la bricola e mi perdevo. E in acqua ancora peso, perché non ti sei fermo, ti sei corrente, va bene, comunque è andata. Ma è dopo, quello dell'inclusione di questa povera gente che viene qua, dipende da noi altri, come riceverli. Perché come che ti dici ti, ci sono tantissimi bravi fiori, brava gente, che potessimo dare una mano a fare robe che per il riscontro io conosco bene, va bene, è un bel paese, già bello salire, si sa bene, già è buon, ma sto fatto chi ha fatto, chi ha dato la terra a questi fiori, gli ha fatto benissimo, perché intanto gli ha ripensato al paese sa dove andare, ti aggreghi tutto il paese e anche qui limitrofi, perché si va bene, viva tutti, no? Perché già è conosciuto, perché è un bel paese. Si può immaginare che sia anche questa attrazione qua, e queste persone che sono qua, bisogna incentivarle, come ha fatto il sindaco, dargli una mano e dargli fiducia, aiutarli, no? Si ha buona volontà. Riesci a fare quello che vuoi. Grazie Rinaldo, molto chiaro, ti ringrazio, penso faccia piacere anche al sindaco Mauro Canal. Allora, per chi non lo conosce, di che area politica è il sindaco Mauro Canal? Io sono Lega, come area politica, no, volevo solo precisare, ringrazio il signor Rinaldo per i complimenti, però noi non abbiamo dato niente a questi ragazzi, loro sono degli imprenditori che hanno affittato quest'area, questo parco, e da soli sono partiti e hanno non deve mica sentirsi in colpa, sindaco, no? Sappiamo che come imprenditori ci sono, però lei capisce bene che per aprire un'attività hai bisogno anche dell'amministrazione, non c'è niente da fare, sindaco, là si va. Perciò capire che sei accolto in un paese dove veramente ti senti che puoi lavorare serenamente è molto diverso, sindaco, glielo posso assicurare. Cioè, quando esci da questi uffici l'animo è diverso. Vedi, io ho un banco solidale e dico questo perché io mi confronto con le persone che bussano alle vostre porte, parto in generale naturalmente, e molte volte veramente mi fanno una pena terribile, perché bisogna capire anche la competenza dell'ufficio, specialmente sul sociale. Ecco, deve essere una competenza molto importante e molto sensibile. A volte sono persone che stanno vivendo dei momenti drammatici. Ecco, non è sempre che si risolve tutto dando del denaro, ma quello che manca delle volte è l'ascolto. Ecco, questo ascolto che è fondamentale. Io ho ricevuto una telefonata 15 giorni fa, che l'ho detto in diretta, dove una signora mi ha chiamato e mi ha detto: Mirella, la prego, dica ai sindaci di dire ai propri dipendenti, sugli uffici, di salutare. Non si saluta più, nessuno dice più buongiorno. Ma perché? Ma è così difficile dire un buongiorno, specialmente noi siamo anche diversamente giovani. Lo dica, Mirella, perché è una questione di rispetto anche verso questa persona che entra anche su una casa comunale alla fine. Ecco, perché manca questo? Ed è vero, perché l'ho notato anch'io, è verissimo. Ti guardano via, cioè loro stanno lavorando, cioè il buongiorno, quanto importante è ancora, specialmente per la fragilità, sapere questo buongiorno signora, prego. Buongiorno, se lo dice, non ci dicono neanche siediti. Anche questa è un'educazione che dovremmo trovare all'interno degli enti pubblici, perché ultimamente stiamo perdendo un po' la bussola, sindaco, lo dico a lei non perché nel suo comune magari questo avviene o non avviene, non lo so, però capisce che le fragilità hanno già i loro problemi, almeno il buongiorno è di dovere. Prego, sindaco Canal. Sì, concordo con lei, ha pienamente ragione, nel senso che una buona accoglienza non costa niente e mette a suo agio la persona che arriva. Tante volte arrivano persone che non sono abituate a passare in comune, per loro è un ente nuovo, sono ambienti nuovi, sono anche timorose, già il fatto di metterle a proprio agio le aiuta poi a spiegarsi, a dire, a cercare quello che vogliono.
Io spero, insomma, anzi sono sicuro che nel mio comune funziona così. Ripeto, il comune piccolo, per quanto sia criticato da molti, ha questi vantaggi. Allora, sui comuni piccoli noi facciamo sempre i conti con la calcolatrice, no? Io ho visto anche il piano di riordino regionale, no? Dove si fanno i conti con la calcolatrice per dire se un comune può stare da solo o deve fondersi con altri. È sbagliato. Se i conti si fanno anche con la calcolatrice, ma vanno fatti anche con questi aspetti qua che sono legati ai comportamenti delle persone. In un ambiente piccolo sicuramente si riesce ad essere più accoglienti. Molto dipende dal carattere delle persone, anche che ricevono poi il municipio, però se anche l'ambiente è sano, l'ambiente del municipio è sano, viene più voglia e viene più facile ai dipendenti porsi verso gli utenti in maniera migliore. Diceva prima dell'ascolto, concordo anche su questo, perché molte volte i cittadini hanno bisogno di sentirsi ascoltati. Il sindaco non riesce sempre a risolvere le cose, perché è normale sia così, però già il fatto di ascoltare una persona, di fargli capire che insomma percepisci il suo problema e cercare di fare il possibile, secondo me è già un primo passo in avanti. Poi ripeto, non tutti si può risolvere, questo mi sembra sia ovvio, però già avere la possibilità di essere ascoltati è già tanto. Io questo ho percepito insomma negli anni nei quali faccio l'amministratore, dal sindaco ma anche dei dipendenti stessi, perché la parola di sollievo a volte viene detta anche dei dipendenti stessi. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Sarcinelli di questo ascolto, del rispetto, di questa educazione civica. In Cina i primi anni, invece dell'asilo e di scuola, invece di insegnare a scrivere, fanno educazione civica, completamente certo. Educazione civica. Poi fanno anche altro crescendo, però la prima cosa che loro insegnano è l'educazione civica. Lei come scrittore, ma anche come giornalista, quanto importante è l'educazione civica non solo all'interno della classe, della scuola che frequenti, della famiglia, se hai la fortuna di averla, perché ormai dico così con quello che vedo, ma soprattutto quando ti approcci con una persona, ecco, quando tu vieni a contatto con altre realtà. Ecco, l'educazione ha tanti valori, tanti aspetti. Prego Sarcinelli. È fondamentale. L'educazione passa da gesti formali, tipo il buongiorno o buonasera, il sorriso iniziale, anche perché questo è importante, perché quando tu ti trovi di fronte o in un ufficio pubblico o in un ufficio per esempio turistico, a maggior ragione, una persona che vedi accigliata, che non ha empatia con te, che proprio ti percepisce come quasi un fastidio, questo già è una partenza molto 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 brutta. Quindi l'educazione vuol dire partire certo dalla scuola, ma anche dalla famiglia e anche dalla riscoperta appunto di questi valori di rispetto. Purtroppo, ecco, vedete, queste cose sono sorpassate, sono quasi cancellate da un urbanesimo selvaggio. Nei piccoli comuni, nei piccoli paesi ci si conosce quasi tutti, si è vicini anche al di là per esempio delle ore di ufficio, delle ore di lavoro, e questo vale per tutti, quindi si crea una comunità, cosa che nelle città, ma anche purtroppo nei paesi più grandi, diciamo anche quelli da 10-15 mila abitanti in su, ormai non si effettua più, no? Quindi il valore anche della comunità è molto importante, perché poi è la comunità che accoglie e che quindi fa il rispetto. Ecco, nei piccoli paesi si tende, come diceva il sindaco, a usare la calcolatrice. In realtà si tende a non usare la testa, a non usare il ragionamento, perché sono poi le cose che vengono apprese, che vengono imparate anche per esempio dai ragazzi nei piccoli paesi, quindi il valore della solidarietà, della coesione sociale, che poi possono essere molto utili e
e decisivi quando vengono per esempio trasferiti in una grande città. L'abitante del piccolo paese che poi trova la sua strada sia lavorativa che magari individuale in una città molto più grande, deve poter portare i suoi valori e può riconoscerli anche in altri suoi simili, quindi si può ricreare questa proprio questa situazione di comunità, ecco, che deve essere fatta anche nei grandi paesi, nei grandi agglomerati, altrimenti il degrado è assolutamente certo. Sarcinelli, direi ancora di più sulle grandi città, sui grandi paesi, visto che abbiamo la fortuna di avere anche un mondo di volontariato e di associazionismo che può aiutare, ma sai cosa penso, Sarcinelli? Dividi e ti impera. Ecco, io penso questo perché abbiamo il mondo del volontariato che sta pagando per rimanere volontario, deve girare col commercialista, ecco, è una cosa veramente ignobile, una burocrazia che fa spavento. Hanno fatto uno di quei minestroni che non riusciamo neanche a capire chi siamo. Tutti facciamo tutto, però non arriviamo alle fragilità per la burocrazia, per la privacy, perché non abbiamo i nomi e i cognomi, perché siamo divisi tra di noi, perché ci facciamo la guerra tra di noi, cioè non è un bel momento neanche per questo mondo. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, saluto ospiti. Allora, intanto una premessa velocissima, avendomi 72 anni, avevo l'età giusta negli anni del 68-69, no? Della rivoluzione giovanile, la guerra del Vietnam e via parlando. Tra tante cose, ne come imparare ascoltando alcuni artisti della musica neri americani, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, Otis Redding e altri ancora, a imparare che anche le persone, adesso parlo dell'epoca, no? Anche le persone che hanno pelle di colore è persone come gli altri, capaci di essere bravi in gamba, di esprimere grandi idee, grandi forme d'arte. Cioè, quindi già dall'epoca ho messo da parte l'idea che una persona di colore sia o possa essere inferiore. Questa è una premessa. Mi giro spesso in treno, salgo in treno, no? E mi capita a volte di essere affiancato da persone educate, perché prima che vi parli dell'educazione, no? Di essere sentato a fianco delle persone educate, cortesi, gentili, no? Gente di qualsiasi genere. Mi capita invece a volte di avere a fianco scusa il termine, tra virgolette, dei gran stronzi antipatici, no? Dei maleducati. E in questi casi qua reagiscono. Ecco, a me capita più di una volta, e farò due episodi ma velocissimi però. Una volta salgo in treno con la bicicletta, in un treno che trasporta anche biciclette, arrivano due giovinastri locali che cominciano a fare casino, io reagio perché mi rompeva il scatole, no? Di qua, come dire, a bossare, perché se vede che non si aspettava reazione, gli altri clienti in treno mi chiedono, come dire, bravo, gareggio bene, non avevo paura. Un'altra volta a Padova, appoggiano le bici nel treno, arriva un ragazzo di pelle nera, entra con la sua bici e mi butta addosso la mia, no? E mi reagì, dico, oh ma stronzo, ma cosa ha fatto? E questo, c'è la sua bici e andava via. Dopo 2 secondi mi fa una signora anziana, lei ha fatto così perché quel ragazzo aveva la pelle nera. Io ho detto, no, mi ha fatto così perché quel ragazzo è stato un stronzo, maleducato, villano. Ecco, per arrivare a questo, fare una domanda. Cioè, per conto mio, l'unica differenza vera tra le persone è tra persone educate, cortesi e gentili da una parte e persone stronze, maleducate e anche prepotenti dall'altra, a prescindere dalla cultura e a prescindere dal colore della pelle e via parlando. Mi chiedo, ma è possibile che ancora oggi, ed è pericoloso questo, possa esistere una situazione che se una persona subisce una reazione di altre persone a fianco, se ha pelle nera, quelle persone potenzialmente deve sentirsi razziste. Cioè, cominciamo a ragionare che può essere degli estremi da una parte, ma degli estremi anche dall'altra, cioè che anche queste persone che arriva qua deve accettare, e qua se sfiora per esempio il discorso dei burka alle ragazze, deve accettare il fatto che va a vivere in società diverse dalla loro, che ha un modo di ragionare, di essere educati via parlando, diverse da altri, per esempio i giapponesi, non europei, ma che hanno un'educazione che è eccezionale, i giapponesi, ecco, che deve come dire, essere loro i primi ad accettare
chi va a vivere in una società che ha dei valori, dei principi diversi dalla loro, che può anche migliorare nel tempo, ma deve essere loro ad accettare. Molto chiaro, grazie Vladimiro. Sentiamo come risponde il sindaco Canal e anche il dottor Sarcinelli prima di andare in pubblicità. Prego sindaco. No, beh, in merito al discorso che diceva prima, no, perché se uno è di colore, quindi uno lo richiama razzista, sì, forse passiamo dall'altro lato, no? Quindi a mio avviso non va valutato chi fa l'atto, diciamo, va valutato l'atto in sé, quindi se l'atto è sbagliato che lo faccia un bianco, un giallo, un nero, non ha importanza, quindi concordo con il signor Vladimiro per quello che diceva. Sul resto sì, chi viene da noi si deve abituare un po' alla nostra cultura. Adesso dovremmo essere anche noi un po' tolleranti, perché voglio dire, e soffermarci soprattutto a mio avviso sulle cose più importanti, perché io capisco che il burqa dà fastidio, non credo, e qui magari qualcuno mi dirà qualcosa, ma non credo che il burqa sia il problema principale dell'integrazione. È un atto, è una forma che hanno queste persone. Secondo me va fatto capire che in determinati contesti non va portato, perché i problemi, io sentivo le criticità che ci sono a scuola, per esempio gli insegnanti a scuola hanno difficoltà quando le ragazze hanno il burqa, perché fa fatica anche a parlare quando li interrogano, per dire. Quindi questo è un caso pratico, reale, che va risolto, quindi in quel caso lì, piaccia o non piaccia, va tolto. Interessantissimo. Poi, questo. Sentiamo Sarcinelli, lei come giornalista e come scrittore, le parole del sindaco Canal sono molto importanti, anche quello che ha detto il nostro Vladimiro. Prego Sarcinelli, poi andiamo in pubblicità. Sì, anche qui è un problema di buonsenso anche e di rispetto. Da un lato è verissimo, noi dovremmo, specialmente quando abbiamo un'esplosione demografica in questo mondo come stiamo vedendo adesso, esplosione generale ovviamente, perché in Italia per esempio la denatalità è veramente molto forte, quindi anche si stanno spostando un po' degli equilibri demografici. L'educazione, certo. E soprattutto dobbiamo evitare, è una forma anche questa di razzismo, quello di pensare, cioè di razzismo, non di razzismo, di mal interpretata questione razziale, diciamo come si intende adesso razzismo, anche su quello dovremmo metterci d'accordo su termini e su concetti. Però per esempio appunto quello di giudicare, non dico di giudicare perché è sempre sbagliato poi giudicare le persone, noi non siamo né giudici né dei, ma di interpretare, ecco, i comportamenti degli altri. Certo, c'è un'educazione, però dobbiamo anche noi capire che molte persone hanno educazioni diverse e quindi vanno ulteriormente educati. In questo la scuola, vedo, sta ottenendo dei risultati molto buoni, almeno promettenti. Io vedo tanti bambini che per esempio anche di origine straniera che si accostano per esempio alla persona anziana con il lei, mentre per esempio il tu è tu vai in un locale o in un ufficio dove non conosci nessuno e nessuno ti conosce, ti trattano con un tu che non è confidenziale, è un tu diciamo anche molto irrispettoso verso la persona, perché non indica una predisposizione al servizio, ma quasi così, non saprei neanche io come definirla, ma comunque qualcosa di negativo. Quindi torniamo sempre all'inizio, è una questione proprio di educazione. Educhiamo i nostri ragazzi e soprattutto quelli che arrivano ai valori che sono universali, che non sono valori del Congo o dell'Arabia o del Bangladesh, sono valori umani, valori di tutta l'umanità, cioè il rispetto per gli altri e l'educazione. Cosa che vedo che molti, per esempio in molte culture è una cosa molto più sentita che da noi, questa formalità. Molto probabilmente anche molti di questi quando vengono da noi
e hanno questi, diciamo, concetti, questi tabù di rispetto verso gli anziani, soprattutto verso le altre persone, vengono un po' molto annacquati anche da una società come la nostra che sta diventando un po' troppo Però lassista. Sarcinelli, le faccio un esempio che è molto bello quello che ha detto, il tu e il ciao. Allora, io ho osservato, specialmente all'accoglienza al banco solidale che abbiamo, il tu e il ciao. Allora, le persone che vengono da altri paesi, che parlano anche poco all'inizio l'italiano, la prima cosa è il ciao. Certo. È il ciao e un sorriso. Loro ti dicono ciao con un sorriso. La risposta del nostro ciao, del nostro tu, conforme come la dici e a chi la dici, ha molto valore nella bilancia. Perché se tu dici ciao con un sorriso gentile, la persona può essere diversamente giovane, può essere... È un bel ciao di accoglienza, non è un ciao, come dice lei, e lo ha spiegato molto bene Sarcinelli, che manca di rispetto. Il problema è come si dicono le cose, come volgi lo sguardo nel momento che saluti, non è il buongiorno o il ciao. Io do del tu a tutti i Sarcinelli qui, anche se loro mi dicono che li conosco tutti, non è vero, perché non conosco nessuno dei telespettatori. Però è un ciao di accoglienza, un ciao che ti metti a tuo agio, fai parte di questa grande famiglia. Il problema è come viene detta la parola ciao, buongiorno, addio, ti voglio bene, ti odio. Il problema è come viene detta e a chi viene detta. È là che dobbiamo giocarcela ormai, perché queste sono persone che hanno bisogno di accoglienza, quasi tutte. Ecco, se molti non riescono a capire che forse dovremmo cambiare anche il sistema per smetterla con questi cartellini di 100 colori prima di dare questo diritto che è sacrosanto anche di lavorare, di uscire. Ecco, io lo dico da tanto tempo, Sarcinelli, sto vedendo una recrudescenza incredibile, ecco, una burocrazia che veramente mi impressiona. Mi impressiona perché noi abbiamo bisogno di queste persone, volente o nolente, aprite bene le orecchie, non ce ne sarà per nessuno. Noi non abbiamo più giovani, ecco, la denatalità si fa sentire, abbiamo le imprese che cercano, poi sentiremo anche il sindaco Canal, questi lavoratori, loro non cercano chi è il colore, cercano lavoratori e qua dobbiamo fare due conti veramente con la calcolatrice, dove vogliamo arrivare con i nostri, che sono pochissimi o non ci sono, e dove vogliamo arrivare con le nuove forze. Abbiamo una telefonata? Antonio? Sì. Ciao Antonio, sì, da Padova, veloce Antonio perché devo andare in pubblicità. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti quanti. Io so benissimo che quando uno viene in un altro paese deve stare a certe regole. Logicamente ci sono queste agenzie di viaggio, li chiamo, che invece sono quelli che come si dice, sì, quelli che portano qua gli extracomunitari, che magari dicono che se vai in Italia fai soldi, fai quello che ti pare, non lavori, ti dà da mangiare, c'è una propaganda che uno dice vengo in Italia, sì, e di fatto dopo se vieni in Italia fanno quello che vogliono, perché praticamente per attirare questa gente qua chissà cos'è che gli vengono incoccati alla testa queste persone qua. Se invece di andare là a dire così dicessero guarda che se vai in Italia te che da lavorare, te che da imparare la lingua, te devi rispettare le leggi, se sbagli vai in prigione, se sbagli vai... No, questo qua non succede. Io vorrei fare una domanda agli ospiti, ma perché non vanno in Russia? Perché io ho visto un programma perché non vanno in Russia, perché là veramente se sgarri te paghi, ma purtroppo in Italia c'è terreno fertile per questa gente qua. Ci sono gente che se non sono segnalate, gente che entrano ed escono, fanno quel cavolo che vogliono, occupano spazi, occupano stazioni, parchi e spacciano. Tu se ti trovi 3 grammi di cocaina in Russia, te fai 20 anni di galera.
In Italia invece questo qua non succede e poi dopo ci lamentiamo perché vengono tutti in Italia, per forza, perché l'Italia è il paese delle banane. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Antonio, adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Allora siamo con Mauro Canal, sindaco di Refrontolo, e con Umberto Sarcinelli, collegato con noi da Spilimbergo, giornalista e scrittore. Allora andiamo a vedere adesso, dopo risponderemo anche al nostro Antonio perché devo un po' correre perché il tempo è tiranno e l'ora vola tantissimo. Andiamo a vedere lupo avvistato a Schiavonia e poi anche lupi Gallio e vi diremo subito il perché, anzi ve lo dirà il nostro Sarcinelli. È un lupo, è un lupo. Il manto nero, l'andatura veloce, seppur in un luogo insolito, l'avvistamento di un lupo nella bassa padovana risale a pochi giorni fa. Il video è stato girato a Schiavonia, vicino a via Ponticello, in aperta campagna. Ormai sta circolando sui social tra lo stupore e anche un po' di preoccupazione tra i residenti. I tratti dell'animale lasciano pochi spazi ai dubbi. L'esemplare avvistato dall'auto in movimento sembra proprio un lupo. Anche se insolito l'avvistamento nel territorio della bassa padovana, non è però impossibile. Può capitare che i giovani lupi possano allontanarsi dal branco e percorrere parecchi chilometri alla ricerca di cibo. Vicino al luogo dove è stato ripreso risulta esserci un allevamento di fagiani. Il lupo non è un pericolo per l'uomo se non viene infastidito, l'accortezza però è quella di tenere al riparo gli animali domestici. Noi abbiamo interloquito con il ministro Gilberto Fattingi, il ministro dell'ambiente, il quale ha attivato questa procedura, ha già mandato alle regioni un piano che prevede l'abbattimento del 5% dei lupi a livello nazionale. Sono 3.300 quelli censiti, vuol dire 160 animali circa, in Veneto sarà una quindicina più o meno. Se la conferenza Stato-Regioni, che può farlo fra una settimana, fra due, fra un mese, quindi in tempi rapidi, si riunisce e approva questo piano, vuol dire che fin da subito, anche prima dell'estate, la regione Veneto, visto che parliamo del Veneto, potrà cominciare ad abbattere i lupi ritenuti pericolosi o confidenti. Clamoroso quanto semplice. Il proverbiale uovo di Colombo sulla gestione del lupo arriva nel bel mezzo di un convegno sui predatori che si è tenuto a Gallio, nel cuore della zona più flagellata dagli attacchi dei selvatici a malghe e allevamenti. Ma se il lupo è specie protetta, come si può arrivare in tempi così rapidi a un piano di abbattimento di una quindicina di esemplari in Veneto? È vero che il lupo oggi è specie particolarmente protetta, lo dice la direttiva, l'articolo 12 della direttiva Habitat, che è una direttiva europea, però l'articolo 16 consente la deroga, cioè l'articolo 16 dice che i singoli stati, in caso di danno a culture, allevamenti eccetera, possono andare in deroga. Quindi in realtà già da anni, tant'è che la Francia da anni lo fa, in Italia non si è mai fatto. Subito dopo l'estate l'Europa avrà la possibilità di declassare il lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta, esattamente come altri animali selvatici. Quindi la Regione potrà subito dotarsi di un piano di contenimento basato appunto sugli abbattimenti. Una seconda novità che ha del clamoroso dopo anni di silenzi e attese. Nel frattempo, in altopiano sono molte le malghe i cui gestori non rinnoveranno l'affitto con i comuni proprio a causa dei lupi e il territorio si interroga su una situazione che resta irrisolta e priva di risposte, almeno finora. È chiaro che da parte delle istituzioni deve esserci una risposta forte alle istanze che provengono dal territorio. Noi viviamo in un territorio antropizzato dove abbiamo molti capi di bestiame all'alpeggio, dove affittiamo le nostre malghe e traiamo fondi per il sostegno dei bilanci comunali e non possiamo pensare che questa nostra realtà venga sconvolta dalla presenza sempre più massiva di un predatore. Allora, abbiamo sentito anche il sindaco di Asiago. Allora, Sarcinelli come commenta e perché vuole commentare? Perché adesso conosciamo un altro Sarcinelli, prego. Sì, dunque il problema anche questo dei grandi predatori, scusate, fa parte un po' di quella che è la nostra, diciamo, essenza umana. Ecco, una cosa brevemente, il lupo noi è circa da 2-3 mila anni che tentiamo di estinguerlo in natura e non ci siamo riusciti, è molto più forte di noi. Il lupo poi ha avuto una connotazione psicologica e culturale estremamente negativa
E lì è abbastanza strano, se vogliamo, è paradossale, visto che la sua specie, che è solo morfologicamente diversa, cioè il cane, noi ne facciamo quasi quasi un figlio, un amico. Certe volte lo trattiamo meglio dei nostri simili. Io ho visto anche cose abbastanza così sconcertanti. Il cibo per cani è tutto di natura italiana, senza glutine. Cioè, mi sembra di vivere veramente in un mondo, in un altro mondo, insomma, quando poi abbiamo quasi 2 miliardi di persone che muoiono di fame e altrettante che sono in stato di denutrizione. Ecco, il cane, per esempio, ha solo 6 alleli, 5 o 6 alleli diversi, ma il DNA è sempre quello del lupo, quindi c'è anche questo paradosso. Il lupo selvatico nella storia l'abbiamo addomesticato, ma anche lui ci ha addomesticato in una certa maniera, ed è proprio erano proprio quei lupi che si avvicinavano ai villaggi, alle cose, che trovavano nei rifiuti umani la loro alimentazione, che poi sono non a caso lo chiamiamo cane lupo, Sarcinelli, non a caso. Cos'hai? Ho un cane lupo? Perché bisogna anche dire. Sarcinelli, la interrompo un secondo perché abbiamo la telefonata di Giusy, se no mi cade la linea. Vai Giusy. Sì, prego. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, le donne che vengono qui in Italia col viso coperto lo devono scoprire, perché ci può essere qualche infiltrato, perché non sappiamo mica sotto quelle vesti lì chi c'è. Non capisco il perché, almeno il viso. Noi quando andiamo nei loro paesi ci fanno mettere il velo in testa, ed è giusto magari, quello sì, ma lo devono scoprire il volto, non lasciarlo coperto, perché appunto ci potrebbe essere un infiltrato. In questi anni, hai capito? In questo tempo così malvagio che abbiamo adesso. Vi saluto. Abbiamo sentito la riflessione di Giusy, prego Sarcinelli. Ma perché lei si occupa di lupi, Sarcinelli? Sì, se mi permette un piccolissimo inciso, dovremmo anche allora abolire i cappucci, le sciarpe, gli occhiali da sole che nascondono. Non a caso i rapinatori si mettono cappello, berretto, sciarpa, quindi è un tema molto complesso. No, io studio da oltre 30 anni i grandi predatori, soprattutto da un punto di vista, e gli animali da un punto di vista zooantropologico, cioè dei rapporti con la cultura e quindi con i rapporti. L'ultimo libro che ha scritto Sarcinelli? No, l'ultimo libro è un racconto della laguna tra i percorsi storici dell'Isonzo e il delta del tagliamento antico, cioè da Grado a Caorle, ecco. Un percorso bellissimo oltretutto. Le ha fatto piacere che i sindaci si sono riuniti, proprio tutti questi sindaci dei nostri bellissimi posti che abbiamo, Lignano, Caorle, Jesolo, stanno cercando di fare un'unione per far capire l'importanza anche di questi percorsi fluviali meravigliosi che abbiamo. Sarcinelli? La laguna io l'ho definita la terra liquida, cioè è una terra che non ha un confine, che cambia di minuto in minuto, cambia il suo aspetto fisico, cambia anche il suo aspetto, diciamo così, anche culturale. Cioè Aquileia e Grado sono la madre di Venezia e tutte queste località non sono un confine, sono un'apertura verso il Mediterraneo da una parte e l'Europa settentrionale dall'altra, quindi siamo una chiave, la laguna è un punto d'incontro. Nella laguna lì arrivavano anticamente per esempio l'ambra che veniva portata poi in tutto il Mediterraneo,
dal Baltico e arrivavano le novità, i manufatti, la ceramica che poi andava. Quindi la laguna è un punto veramente interessante, soprattutto la laguna del Golfo di Trieste e Venezia, che è la più settentrionale del Mediterraneo. Molto chiaro, grazie Sarcinelli, perché devo correre, voglio vedere l'immagine anche di Refrontolo, intanto per chiedere al sindaco Canal perché si chiama Refrontolo. Prego sindaco. Allora sembrerebbe che la descrizione più corretta, su cui concordano in più, sia quella che derivi da roncofrontolo. Guardate la meraviglia, il nostro bravo regista Italo Morao, no, facciamo vedere perché abbiamo dei posti veramente meravigliosi, non so delle volte cosa andiamo in cerca, ecco, qualche centro commerciale in meno e magari qualche gita in più non farebbe male, guardate la meraviglia di Refrontolo. Mi scusi sindaco, ma lo devo dire perché io ci vengo spesso ed è bellissimo, prego. Queste sono colline dell'area di OCG, secondo me è un po' più estesa. Vabbè, ma insomma si vede un po', adesso vedrà che il nostro regista allargherà, prego. No, dicevo, semplicemente deriva da roncofrontolo, quindi un fruscello che si rompe, quindi vuol dire che presumibilmente è un territorio di boschi. Questo credo è la spiegazione su cui più concordano sul nome Refrontolo. Promosso sindaco, sa che lo chiedo a tutti i sindaci, ne ho trovato qualcuno in difficoltà, devo dire la verità, ma pochi, tutti sono molto preparati. Sindaco, in base anche a quello che ha detto Sarcinelli, ecco, cos'è che la preoccupa di più, anche proprio come natura? Ecco, cos'è che sta vedendo, ecco, il cambiamento, anche questo cambiamento climatico che sconvolge un po', diciamo, quello che era l'ambiente di una volta, come ha detto lei, ci vuole anche un amore, un rispetto per la natura, come hanno fatto questi ragazzi, hanno pulito un'area che era veramente in degrado, ecco, ci vuole il rispetto ma ci vuole anche amore e sensibilità, ecco, cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Allora, io ho visto una cosa, che quando c'è un interesse di qualche forma poi anche l'ambito naturale viene tutelato e curato, no? Io non sono amante, anche qui mi tirerò alle idee di qualcuno, di boschi lasciati andare, no? Perché lasciare andare il bosco vuol dire lasciarlo crescere in natura, non è così, cioè, noi eravamo abituati nel nostro comune ad avere i boschi curati, perché? Perché la legna serviva poi per il fuoco, per riscaldarsi e quant'altro, il fieno, lo strame serviva per le mucche nella stalla, quindi i boschi c'era un interesse a tenere curato i boschi. Quello che manca ad oggi è questo, no? Che in alcune situazioni, non essendoci un interesse, la cosa viene un po' lasciata andare. Come turismo, sindaco, come siamo? Devo correre perché il tempo è tiranno. Bene, perché è in aumento, questo credo sia anche traino dovuto al riconoscimento UNESCO, per cui siamo soddisfatti, i turisti sono sempre di più, dobbiamo migliorare sul numero di attività ricettive, questo sicuramente, perché c'è margine per crescere, però secondo me in questi anni i passi in avanti sono stati fatti. Sa perché, sindaco, le ho chiesto questo? Perché mentre a Venezia noi vediamo le persone che arrivano, che visitano, noi quando vediamo le immagini delle colline, come ha detto lei, del famoso protette dall'UNESCO, io le persone non le vedo. Avrei piacere che qualche volta, siccome si dicono sempre sono piene di turisti, cioè i turisti quando ci sono, io vorrei anche vederli, perché io vedo sempre le immagini dei nostri vigneti meravigliosi, però non vedo mai le immagini dei turisti. Siccome sì che sono dei numeri molto alti che ci danno, avrei piacere di vedere anche queste persone, perché siccome io giro, sindaco, dico ma dove sono sti turisti? Possibile che vengano in questi bellissimi posti e siano chiusi negli alberghi, negli agriturismi? Cioè i conti non è che mi tornino tanto, perché come dice giustamente lei abbiamo un problema di accoglienza anche alberghiera come strutture, cioè non è che ne abbiamo tantissime, tanto è vero che lei dice bisogna incentivarli, perché devo avere, in base alla domanda devo fare anche l'offerta e non mi sembra che abbiamo tutta questa grandissima offerta. Noi vediamo questi paesaggi meravigliosi, se voi vedete un cane per strada io vi dico bravi, perché veramente, ecco, il sindaco sorride perché sa che ho ragione, perché io ci vengo, vedo, allora questi bei turisti avremmo piacere anche di vederli. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirelle, buongiorno ai tuoi ospiti. Ecco, io non vedo l'ora a questo punto che distrugga tutti
tutti, non solo il lupo, chi venga tutti gli animali, perché veramente l'uomo è ormai fuori di testa, ancora non riesce a capire che l'unico da contenere, da cambiare registro è l'uomo che sta distruggendo tutto. Ricordo che l'uomo senza animali e senza ambiente non può vivere, mentre gli animali e l'ambiente vivono benissimo senza l'uomo. Io ormai non ho più illusioni, copriamo tutto, perché così dopo vedremo se neanche riuscimo a vivere. Veramente ho lottato per una vita, depongo le armi e comunque non si può però sentire che ci sono 2 milioni di bambini che muoiono di fame. Personalmente faccio tutto quello che posso e anche quello che non posso, però non è certo colpa dei cani. Se l'industria ci ha messo le manine sopra anche su questo e si sta arricchendo, ma non è certo colpa degli animali, ma è sempre la responsabilità dell'uomo che deve cambiare registro se vuole continuare a vivere. Grazie infinite per l'opportunità, buona giornata a tutti. Ci mancherebbe, anzi, allora, visto che abbiamo parlato di mangiare per i cani, andiamo a vedere questo servizio al Banco Alimentare, visto che l'EMPA, e ringrazio veramente questa associazione che ha portato questo cibo per cani, perché per gli animali, perché anche noi abbiamo persone che hanno questi amici dell'uomo, Sarcinelli, come dice lei, guai se non ce li avessero, poveretti, è l'unica cosa che ancora hanno, però costa, e siccome non ce la fanno andiamo a vedere questo servizio del Banco Solidale con questo cibo regalato dall'EMPA. Allora, intanto che lo trovano, come vuole commentare le parole di Paola Sarcinelli? Sono sacrosante, cioè noi dobbiamo anche da un punto di vista lessicale un po' cambiare registro, cioè per esempio gli animali, ma anche le piante in un certo senso, dovremmo considerarli nostri compagni di vita, compagni in questa terra, in questo pianeta Terra che stiamo devastando e stiamo andando verso il suicidio. Ha ragione la signora, nella sua semplicità e immediatezza ha introdotto un concetto. Abbiamo perso la connessione? Vediamo se c'è il video del cibo che è arrivato al Banco Solidale. Mi sentite in regia? Ecco qua, aspetti un attimo Sarcinelli che vediamo il cibo che è arrivato, che non riesco a mandare. Ecco, vabbè, vediamolo un'altra volta, visto che dura 3 secondi, che così facciamo anche i ringraziamenti all'EMPA, visto che si vede anche il furgone. Ecco, vedete che c'è questa collaborazione tra di noi che è molto importante. Volevo ringraziare l'EMPA perché ha pensato al nostro Banco Solidale e anche alla sua Presidente Valentina Pilon. Perciò veramente grazie di questo meraviglioso e dono importante, Valentina, non è Pilon, è Valentina. E soprattutto grazie a questo volontario che ce l'ha portato. Detto questo, prego Sarcinelli, perché i ringraziamenti andavano fatti. Prego. Un'altra piccola chiosa, ecco, proprio in questa generale situazione anche di allontananza, di dissoluzione dell'empatia nelle nostre società, diventa fondamentale, purtroppo, cioè non fraintendete, diventa importante anche il rapporto con gli animali, che spesso è molto più soddisfacente e molto più che fa bene anche soprattutto alle persone sole e alle persone anziane che alle volte appunto o vengono così abbandonate oppure non riescono più per molti motivi. Sarcinelli, devo correre perché sono in chiusura. Quello che ha commentato Tosi, come dice, ecco questo appunto che ha fatto molto chiaro. Prego. Prima di tutto è una questione soprattutto psicologica. Ogni anno in Italia in media vengono uccisi in incidenti di caccia 13 persone. Da quasi 100 anni, da
più di 100 anni nessun lupo ha mai ammazzato o ferito delle persone, quindi con questo, se tanto mi dà tanto, cosa dovremmo fare? Chiudere la caccia? Che è molto più pericolosa. Molto chiaro, grazie Sarcinelli, devo chiudere ma la inviterò ancora. Grazie di essere stato con noi Umberto Sarcinelli, giornalista e scrittore. Sentiamo come ci saluta il sindaco Mauro Canal. Sindaco, ha paura dei lupi, sì. Lei? Avete visto che belli sono? Allora, dico che non fa male all'uomo, per cui paura magari no. Il tempo non c'è, però bisognerebbe dare la parola anche ai pastori. Io ho avuto modo di interloquire con i pastori del Pago che la vedono in maniera un po' differente, ma ci vorrebbe un po' più tempo. Solo una battuta per il turismo. Mirella, ridacchiamo per una cosa solo, perché noi vogliamo che resti questo turismo. Cioè, se iniziassimo a vedere la gente che gira per le colline in maniera indiscriminata, avremmo rovinato quello per il quale le persone vengono da noi. Noi non vogliamo il turismo di massa come ormai sta diventando Venezia, vogliamo un turismo leggero. Io le dico che è aumentato semplicemente dai dati, anche qui ho fatto i conti stavolta, l'ho fatto io con la calcolatrice, quindi vedo che le incidenze sui soggiorni sono di molto aumentate rispetto agli anni scorsi, solo per quello dico che è aumentato il turismo. Ripeto, dobbiamo stare attenti a che questo non superi i limiti, altrimenti rovineremmo quello per cui la gente viene. Non è che sia così facile arrivarci, caro sindaco, perché dobbiamo dirci anche la verità che come trasporti, ecco, non è così semplice per un turista arrivare, specialmente poi se continuiamo a fare la politica solo Venezia ed esclusivamente a Venezia, rimanete là e non muovetevi più. Ecco, io spero che si apra anche questa nuova frontiera, perché arriva il mondo, forse questo mondo, fare un giretto su quel patrimonio meraviglioso che abbiamo non farebbe male. Mirella da Riese, vai Mirella, velocissima. Sì. Ciao Mirella, buongiorno ai suoi ospiti, e volevo dire una cosa, che qua dove abito sono tutti stranieri, unica italiana sono io, i 2 condomini sono tutti stranieri. Volevo dire, giovedì e venerdì mi sono trovato senza acqua in casa, non c'era acqua che venisse fuori dal rubinetto. Sono andata a vedere se c'era scritto fuori qualcosa, non c'era scritto niente. Allora mi sono informata dall'amministratore come mai questa, senza un avviso. Dopo 2 giorni, insomma, e mi hanno detto che c'è la mora. Ecco, se uno paga, gli altri non pagano, ecco, io vado a finire così. Non è possibile una cosa di questo genere. No, hai ragione Mirella, su questo devo darti assolutamente ragione, bisogna veramente far rispettare le regole del gioco, perché è un gioco anche molto pesante per queste persone invece che pagano regolarmente e non è giusto. Ecco, vedete come siamo presi, e poi il problema sono i satelliti. Ecco, e noi abbiamo ancora la banda larga che non funziona, vediamo i collegamenti. Detto questo, io ringrazio i miei ospiti, grazie veramente a Mauro Canal, sindaco di Refrontolo, grazie al nostro Umberto Sarcinelli, giornalista e scrittore, di essere stato con noi, sempre avanti. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. L'incontinenza è una patologia che incide sulla qualità della vita della persona con un impatto importante sia sul piano psicologico che familiare e sociale. La casistica dice che il disturbo, che colpisce equamente entrambi i sessi, è considerato tra le 5 patologie più diffuse al mondo. Di incontinenza e di istomia, cioè dell'apertura chirurgica creata in caso di necessità, si parlerà sabato prossimo in Piazza dei Martiri a Belluno in occasione dell'arrivo del camper che sta facendo tappa nelle principali città del Veneto per sensibilizzare e informare la popolazione. È una patologia che va sempre ben studiata prima di proporre qualsiasi tipo di trattamento, perché ci sono 2 tipi di incontinenza. L'incontinenza urinaria da urgenza può essere trattata farmacologicamente oppure con piccoli interventi endoscopici. L'incontinenza da sforzo può essere risolta impiantando piccole benderelle che si integrano completamente con i tessuti umani. Questo tipo di patologia colpisce una grande fascia di età, si va dai 20 sino agli 80 anni e la prevalenza a livello della popolazione maschile è intorno al 3%, mentre a livello della popolazione femminile
femminile raggiunge il 20%. L'iniziativa di sabato prossimo si pone l'obiettivo di promuovere l'informazione e un corretto approccio alla patologia per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione e i percorsi di cura. La campagna Incontriamoci è una iniziativa organizzata da ULSS Dolomiti con le associazioni regionale e provinciale degli incontinenti e stomizzati. Ed è con noi Marco Toresan, Associazione Padovana Incontinenti e Stomizzati. Grazie Marco di essere qui. Saluto anche Alessandro Cecconi, educatore. Buongiorno Cecconi, grazie anche a lei di essere qui per spiegare anche l'importanza dell'educatore. È una parola che non si sentiva, ultimamente la sentiamo tantissimo ed è una parola molto importante. Allora io inizierei, avendo visto questo servizio, Marco Toresan, perché una ne pensa e mille ne fa, questo uomo che nonostante le difficoltà che ha avuto, che ha passato, si è sempre rimboccato le maniche per aiutare, per cercare di sensibilizzare. Allora com'è la situazione Marco? Mi ha mandato un messaggio molto bello perché Marco entrerà nelle università. Ecco, entrerà in questa università per spiegare l'importanza di conoscere l'incontinenza ed essere stomizzati. Prego allora, Marco. La nostra associazione collabora con l'Università, con l'Urologia di Padova e con il Centro di Incontinenza di Padova. Non solo entra nell'università, nelle scuole del territorio, ma è entrata nel progetto delle malattie rare, perché anche un tipo di incontinenza, una malformazione dalla nascita o altre casistiche entrano nelle malattie rare, perché l'incontinenza è difficile da gestirla e curarla. Prima cosa dobbiamo istruire gli studenti, qualunque fascia d'età, che quando hanno bisogno di andare in bagno devono andare in toilette a fare i propri bisogni, perché tenersi la pipì ore e ore e ore e ore, che dopo i professori non vogliono lasciarli andare per X motivi, porta nell'età adulta a delle disfunzioni molto gravi, esempio delle cistiti ricorrenti, un ampliamento maggiore della vescica, e questi qui portano dei problemi non in età giovane, però in età adulta portano dei problemi. Allora la nostra associazione, qui medici dell'università, con un psicologo che ci segue perché studia la nostra casistica, il nostro problema di salute, si va agli studenti a insegnare gli stili di vita, il benessere, il mangiare sano, il benessere, non bere alcolici, non abusare di caffeina, di tè, eccetera, perché questi qui sono stimolanti nell'apparato urinario, producono tanta urina e tante altre cose, e li insegniamo a gestire questa patologia. Per loro è una patologia sconosciuta, perché loro pensano alla discoteca, al bar, agli amici e al fumo, che incide anche in queste patologie. È anche giusto che i giovani siano consapevoli di cosa vanno incontro nel futuro, perché a scuola non ne parlano, a casa ancora meno. La mamma e il papà che magari hanno qualche problema sempre di incontinenza, magari operato di prostata, o la mamma ha avuto un parto cesareo brutto, non ne parlano in casa, perché è un tabù. È un tabù. Lo vedo anche noi con i nostri associati, che abbiamo un psicologo che ci segue, fanno fatica a dire soffro di questa patologia. E adesso andiamo a conoscere anche Alessandro Cecconi, educatore, sentiamo di cosa si occupa e quanto importante è questa parola, educare per vivere meglio, per rispettare. Prego Cecconi. Sì, grazie di avermi invitato. L'educatore professionale è una figura di mediazione tra situazioni di difficoltà e la società. L'educatore professionale interviene nei casi in cui ci sono delle fragilità di vario tipo, possono essere anziani, possono essere giovani, adolescenti. Nel mio caso io lavoro in una comunità educativa per minori, per quei ragazzi che per vari motivi sono stati affidati a queste comunità residenziali, dove i ragazzi vivono, crescono, studiano, vengono preparati al mondo del lavoro e trovano un ambiente accogliente e delle persone che sono preparate ad ascoltarli, ad accoglierli e a prepararli, a formarli per poi
possibilmente reinserirsi nella famiglia, se c'è la famiglia, o comunque per essere preparati ad inserirsi in maniera corretta nella società. Cecconi, mi fa piacere di averla ospite, perché noi vogliamo anche capire che c'è la possibilità di recupero. Noi dobbiamo cercare di aiutare questi ragazzi. Se hanno sbagliato quando escono, però hanno fatto un percorso importante, però bisogna saperli accogliere. Io ho aperto questa trasmissione questa mattina, Cecconi, proprio parlando di accoglienza, di rispetto, di sensibilità, di gentilezza. Sono queste le parole che dovremmo usare molto di più. Cosa ne pensa? E come sono questi ragazzi? Sono così terribili come pensiamo, o sotto questa scorza dura poi troviamo un qualcosa di diverso, anche magari qualche proprio creatività che loro non sanno neppure di avere, ma grazie a voi, a questo percorso riuscite a individuare? Cecconi, prego. Sì, certamente esistono vari tipi di comunità, perché ci sono comunità che accolgono ragazzi che hanno commesso reati, per esempio. Nel nostro caso è una comunità educativa, per cui capita più spesso per noi che sono ragazzi che hanno famiglie in difficoltà, famiglie che hanno bisogno di essere aiutati, oppure ragazzi a cui manca comunque il supporto della famiglia, per cui c'è uno scollamento da quello che è sia l'affettività ma anche tutto l'aspetto educativo. E quello che appunto diamo noi principalmente è il fatto di accogliere questi ragazzi in un ambiente sicuro, educativo, normativo, in cui anche la semplice esecuzione di regole banali, come l'aiutare nel gruppo, l'aiutare nella vita di comunità, nella vita della casa, sono formative. Per cui, sì, come dice lei, l'accoglienza è fondamentale, e trovare un ambiente che sia il più sano possibile. Poi certo che sì, a volte sono terribili, a volte ti fanno quasi impazzire, però poi si ritorna nei ranghi e si crea anche un rapporto affettivo molto forte. Con molti ragazzi sono rimasto amico, con molti ragazzi che adesso ormai sono adulti, perché hanno 26-27 anni, ci si vede ancora, con alcuni ho fatto sport insieme, per cui ci sono molte storie, tutte una diversa dall'altra. Senta Cecconi, quanto importante è riuscire a inserire e soprattutto inserirli questi ragazzi nel mondo sportivo? Perché io molte volte dico, Cecconi, e l'ho detto anche a chi di dovere, io ho un banco solidale e anch'io ho delle figure che vengono ad aiutarmi per questi percorsi, ma non penso di risolvere molto dando la borsa della spesa. Loro, come dice lei, Cecconi, hanno bisogno di regole, di disciplina, di rispetto, e questo non riesco a farlo dando la borsa della spesa. È difficile intrigarli con la borsa della spesa. Sa dove li ho intrigati? Con le fragilità, mettendoli di fronte a fragilità importanti. Là veramente più di qualcuno mi ha detto: non avrei mai immaginato, Mirella, di vedere una situazione del genere. Quando questa sera mi coricherò, rifletterò sulla mia vita e su quello che ho visto. Ecco, forse hanno bisogno di emozioni forti che solo il mondo della fragilità può dare, aiutati anche da una disciplina sportiva. Cecconi? Lo sport è una delle pratiche che noi mettiamo in atto con i ragazzi, per cui cerchiamo sempre di promuovere un percorso sportivo, che sia il calcio, che sia il rugby, che sia la danza, che sia la pallavolo, per cui c'è soprattutto sport di squadra in questo caso qua, c'è la preferenza per sport di squadra, però è un percorso di un appoggio fondamentale. In alcuni casi alcuni ragazzi sono andati oltre, perché sono passati dall'essere utenti dello sport ad essere l'allenatore stesso. C'è un ragazzo che allena una squadra di ragazzini di 10-11 anni, e questo è ancora più formativo per lui, perché assume una responsabilità e un ruolo che prima non gli era permesso, era un ruolo che non aveva assolutamente, per cui sicuramente lo sport è un elemento di unione. Per quanto riguarda le emozioni, certo, le fragilità sono molto importanti, e lei conosce la mia storia. Io ho perso un figlio e l'ho perso finché ero in comunità, finché lavoravo con i ragazzi. Cioè io sono stato a casa vari giorni, e poi sono rientrato.
E ho avuto una risposta incredibile dai ragazzi, lettere, presenza, c'è stato veramente moltissimo anche da ragazzi che magari quelli che credi che magari siano meno attenti, poi invece si sono dimostrati molto molto attenti e presenti. Mi fa piacere che abbia detto questo, perché siamo molto in sintonia, Cecconi. Io penso che loro hanno bisogno di queste emozioni forti, di capire che la vita offre anche altri aspetti. Come diceva prima il giornalista e scrittore Sarcinelli, la vita è una sola, è sacra, non la puoi sprecare per veramente delle cose assurde che magari col senno di poi, se qualcuno ti spiega, non rifaresti più, ma bisogna accogliere questi ragazzi, bisogna prenderli per mano, capire cosa c'è dietro questa rabbia di questo ragazzo. Esatto. Marco, cosa ne pensi? Tu che veramente nella vita hai provato di tutto e di più, ti sei sentito emarginato eppure hai lottato veramente per uscire, per cercare di trovare un percorso buono, un percorso pulito. Cosa vorresti dire a questi ragazzi? Tanto noi che frequentiamo i giovani, ci sono giovani che hanno paura di sé e anche un po' aggressivi, però insegnandogli una buona educazione, stare nella società, non litigare tra di loro, fargli capire che una problematica di salute può rendere una persona migliore, partecipare a una vita di un'associazione può rendere migliore ancora di più la vita, perché la nostra è un'associazione sociosanitaria e vediamo con i medici tanti problemi delle famiglie o delle persone che bazzicano nei nostri ambiti. Però un giovane è anche giusto che lo si mette alla prova, perché a volte capisce il problema e anche supera meglio la questione di vita. Io ho avuto grosse difficoltà dalla malattia, quella volta avevo perso il lavoro, però grazie a un'associazione, a degli amici, una buona famiglia, una buona educazione si è superato tutto. E allora dico a tutti quanti i giovani, frequentate le associazioni, perché rendono una persona migliore, tanto fai del bene a un'altra persona, lo puoi aiutare e puoi anche essere un grande amico per questa persona che ti chiede un aiuto. Non è giusto di chiudergli una porta. Quanto importante è sentirsi accolto, anche in situazioni pesanti. Io mi ricordo quando tu hai raccontato la perdita del lavoro, oppure anche se hai lavoro ti mettono all'angolo, ti senti veramente diverso, quasi quasi umiliato. Però le cose sono un po' cambiate grazie anche alle associazioni che si sono rimboccate le maniche, persone come te che hanno detto no, non può continuare così, dobbiamo essere visibili, non invisibili o emarginati. Prego, bisogna Marco. essere visibili, perché la nostra è una disabilità invisibile perché l'abbiamo sotto i pantaloni o a livello della pancia, per chi ha il sacchetto di stomia. Allora noi siamo invisibili, però allo stesso tempo siamo visibili, perché rompiamo le scatole a tutti, in poche parole, rompiamo le scatole a tutti e cerchiamo di collaborare con i professionisti sanitari, perché anche loro hanno bisogno delle associazioni, perché quando un paziente va in ambulatorio o va a un istituto scolastico, eccetera, che ha un problema, noi siamo lì ad ascoltarli, a prendersi carico del loro problema, e se loro non lo risolvono, non lo riescono a risolverlo, prendiamo noi in mano il telefono e cominciamo a chiamare a destra e a manca per farlo sentire meglio, aiutarlo anche nell'ambiente lavorativo. All'epoca c'erano delle disuguaglianze, eccetera, però ci siamo imposti perché abbiamo i nostri diritti, abbiamo i nostri doveri, le nostre persone lavorano anche loro, ed è giusto che il datore di lavoro chi è ci venga anche incontro, perché anche noi siamo produttivi nell'ambito lavorativo, ma qualunque persona che abbia una disabilità è sempre produttivo nell'ambiente di lavoro, perché li dobbiamo lasciare emarginati? Non è giusto, ci sono i diritti, ci sono le associazioni che aiutano, ci sono datori di lavoro bravissimi perché li accolgono
nell'ambiente lavorativo e altre persone no. Però noi cerchiamo di rendere questo mondo lavorativo migliore. Allora adesso vi porto a Udine, andiamo a vedere purtroppo questo accoltellamento che c'è stato, poi lo commentiamo. Resta grave ma migliorano le condizioni del 26enne di origini egiziane accoltellato nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio della discoteca Aria Club di via Tavagnacco. Colpito da almeno 2 fendenti, uno al torace e uno al fianco destro, è ricoverato in ospedale a Udine dove era arrivato in codice rosso. La polizia ha identificato 7 persone coinvolte nella rissa esplosa dopo una serata trascorsa all'interno del locale dove fino a poco prima si era esibito un cantante rap. Tra gli identificati ci sono anche minori stranieri, tra cui uno di nazionalità albanese, ospite di un centro di accoglienza per minori non accompagnati, non nuovo a comportamenti fuori dalle righe. Lui stesso sarebbe stato ferito lievemente alla schiena e alle mani e sarebbe l'autore del ferimento del 26enne. L'arma, un coltello con lama da 15 cm, è stata ritrovata poco lontano dal locale. I rappresentati intendono ribadire con decisione la loro totale stranità. Locale che aveva già chiuso, tant'è che la musica era spenta, le luci di servizio erano accese, le dotazioni esterne presenti all'esterno del locale erano già state riposte all'interno. Per quanto riguarda invece il problema della sicurezza, ci tengo a precisare per conto dei miei rappresentati che il locale è aperto dall'ottobre del 24 e che fino in questo momento ha offerto un intrattenimento relativamente elevato per ragazzi giovani e clientela adulta, senza che si sia mai verificato all'interno e all'esterno alcun problema di sicurezza. Il locale è dotato di vigilanza privata che segue le linee guida condivise con la locale questura e pertanto non si è mai trovato la necessità sia di intervenire che di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Non si esclude il coinvolgimento di altre persone oltre ai 7 già identificati. Le indagini dovranno chiarire il movente della rissa, la dinamica e le responsabilità. Secondo i primi elementi raccolti, tutto sarebbe nato con un battibecco all'interno della discoteca, proseguito poi fuori quando il locale stava chiudendo i battenti. A disposizione della polizia ci sono i video delle telecamere di sorveglianza esterne, oltre alle testimonianze raccolte. L'escalation di violenza è sì un fenomeno globale o quantomeno nazionale, ma per la consigliera Antonella Eloisa Gatta c'è un po' troppo immobilismo da parte dell'amministrazione comunale. Mi viene da dire purtroppo però che negli ultimi 2 anni si è rimasti testimoni, si è visto un aumento non indifferente di problematiche in città serie. Allora abbiamo avuto purtroppo un omicidio, abbiamo avuto l'accoltellamento ieri, la rapina al ragazzino davanti a scuola l'altro giorni fa, tanti episodi e tanti tavoli. Ora oggi c'è una novità sicuramente, che è quella di cercare di avere un giro di vite in relazione ai minori non accompagnati, ma più che altro in relazione a tutte quelle realtà che gestiscono i minori non accompagnati. Al comune probabilmente deve forse riorganizzare un attimo anche i metodi di ingaggio di queste realtà. Forse è il caso che si renda comunque in qualche modo responsabile la struttura dove si tengono questi ragazzi. Il minore è minore. Credo che le persone sono oggettivamente stanche di continuare a vedere una città che sta peggiorando, perché è vero che questa città deve un attimino riprendere in mano la sicurezza in modo più forte, rispetto più deciso, perché negli ultimi 2 anni purtroppo c'è stato da un lato un'escalation, non c'è il minimo dubbio, ma dall'altro forse un buonismo tale da portare a far credere che tutto non dipenda da nessuno. Sentire l'esigenza di punire chi delinque non deve tirare in ballo, secondo la consigliera del gruppo misto, concetti come quello della mancata voglia di integrazione. Se un soggetto delinque, delinque basta, punto. È irrilevante da dove venga. Ogni volta che purtroppo a delinquere sia un minore non accompagnato o un extracomunitario, automaticamente si alzano, si levano gli scudi della ma allora non si è inclusivi, non si è integranti, non si è. Allora non è che cercare di dire quelle persone vanno controllate significa prendersela con
una minoranza etnica con uno straniero, no, semplicemente c'è una regola, l'ha violata, ha portato avanti un atto delinquenziale, punto. Allora, sentiamo l'educatore Alessandro Cecconi, collegato con noi da Bassano del Grappa, come commenta queste parole, questi servizi, anche quello che ha detto Marco. Prego Cecconi. Ma di fronte a episodi del genere di violenza c'è sconforto e anche preoccupazione. L'assessore parla di alcune cose, in questi casi ci sono molte varianti, perché può esserci l'uso di alcol e di droghe che abbassano i freni inibitori. L'uso di alcol sappiamo che tra i giovani è sempre più diffuso, l'uso di stupefacenti ti disinibisce. Poi c'è le dinamiche di gruppo, si formano i gruppi e c'è la voglia di dominare. C'è una mancanza di educazione emotiva, di educazione a quelli che sono i sentimenti. C'è anche una responsabilità da parte della società comunque, perché il ruolo della famiglia è fondamentale. Molto spesso dove sono le famiglie di quei ragazzi che abbiamo visto? Sono probabilmente famiglie assenti, io non voglio puntare il dito, però la famiglia deve essere una famiglia educante, deve essere una famiglia che dà dei valori. Poi ci sono altri aspetti che può essere in quel caso là della discoteca, la sicurezza dei locali, la sicurezza delle zone, il fatto che certe zone vengono lasciate allo stato brado, che non sono controllate, non sono illuminate. Adesso non è magari il caso di quella discoteca, però in generale nel caso della violenza che avviene. E poi anche un modello culturale che è quello lì della violenza, che viene anche trasmesso dai media. Viene trasmesso, io so, forse conoscete quella serie Squid Games che è coreana, estremamente violenta, ci sono bambini di 6-7 anni che la guardano tranquillamente e lì c'è una società che mette comunque a disposizione del materiale difficilissimo da controllare per le famiglie, difficilissimo perché è quasi impossibile controllarlo, e famiglie comunque che sono latitanti e che non controllano. Quindi sicuramente una persona che ha commesso un reato, che commette un atto di violenza, va in qualche modo punita, certamente, però capire perché una persona un ragazzo arriva a far quello mi sembra fondamentale. Quindi tralasciare l'aspetto dell'accoglienza, dell'integrazione soprattutto, non è un risolutivo, anzi ti rischia di andare a curare il sintomo ma non la causa. Senta Cecconi, ma non è che forse il business supera quello che dovrebbe essere il buon senso di mettere delle regole più certe, più sicure? Perché noi abbiamo la droga che gira a nastro, specialmente le droghe sintetiche, vai in internet e puoi comprarti quello che vuoi, puoi procurarti quello che vuoi, l'alcol non ne parliamo a dismisura. Ecco, se non lo bevo al bar me lo vado a prendere al supermercato, basta che abbia con me una persona anche maggiorenne, me lo prende e me lo porta fuori. Qual è il problema? Non le sembra che forse non si vuole togliere la trave nell'occhio ma lasciare la pagliuzza? Ma sicuramente il business è quello che trascina tutto, ma lo vediamo in tantissime cose. Noi siamo ciechi di fronte a questo, ciechi di fronte ai danni che il desiderio di fare e di crescere e di arricchirsi porta. Ma banalmente uno dei miei ragazzi una volta, i nostri ragazzi sono ragazzi assolutamente liberi, che non hanno commesso reati, per cui loro escono dalla comunità tranquillamente, vanno a fare sport, escono. Qualche anno fa uno dei ragazzi è tornato completamente ubriaco. Lui è entrato aveva 14-15 anni, è entrato in un negozio e gli hanno dato una bottiglia di superalcolico, ma tranquillamente, così, senza nessun controllo. Ma questo è il piccolo, ma poi nel grande vediamo quello che succede. Chiaro che l'interesse economico immediato toglie quello che è la visione più ampia. Tornando al discorso degli educatori, educare dei ragazzi e toglierli dalla strada, toglierli da possibili reati è prevenzione, ma anche un risparmio per la società, perché se certi ragazzi andassero a finire poi in galera o facessero reati sarebbe un costo molto alto per la società. Il costo della comunità è poco in confronto, è pochissimo.
Grazie Cecconi. Sentiamo anche Marco Torresan. Tu Marco che hai lottato per vivere più serenamente, vivere bene, ecco, vedere questi ragazzi che si stanno rovinando la vita anche con problemi enormi. Guardate che ci sono ragazzi a 18 anni che girano col pannolone perché non c'è più niente da fare, si sono bevuti veramente il cervello nel vero senso della parola, e questo emerge poco, lo dico anche a Cecconi. Io penso di essere una delle poche in questa trasmissione ad aver avuto questo ospite che anche lui ha provato cosa vuol dire drogarsi, uscirne, e veramente dice guardate che dobbiamo fermare perché veramente a 18 anni ci sono ragazzi che girano col pannellone e non si possono più riprendere. Ecco Marco, cosa vorresti dire a queste persone e soprattutto a quelle persone che dovrebbero, come dice Cecconi, educare anche con del rispetto delle regole? Prego. Cioè, la situazione è un po' difficile, anche perché se il giovane a parte che può usare droghe eccetera, e che dopo lungo andare gli creano dei problemi, però se lui mentalmente non è cosciente del suo stato di salute, questo qui va a peggiorare e dopo questa persona qua non riesce più a tenerla controllata. E può avere anche una cattiveria dentro, un nervoso dentro che crea problemi all'altra società, in poche parole, perché distrugge tutto il contorno che ha con sé. Allora anche gli educatori, i medici, soprattutto gli insegnanti dovrebbero fare un po' da filtro, che chi ha qualche problema o di salute o in famiglia dovrebbero capire cosa hanno, dovrebbero capire che problema c'è e confrontarsi con le associazioni che seguono determinate patologie. Senti Marco, io ho molti ragazzi, delle volte confrontandomi con loro e ragazze, non solo ragazzi, mi ha detto sai Mirella, ero fragile in quel momento e sono caduta nel tranello, purtroppo non ero in grado di gestirmi. Ma quanto fragili siete voi? Siete stati proprio avendo scoperto questa patologia? Eppure io non ho tanta numeri di persone che sono cadute nella droga, nell'alcol dopo che hanno scoperto la malattia, anzi si sono rimboccati le maniche tantissimi pur di uscire, pur di migliorare, esatto, facendo delle diete, rinunciando a tantissime cose. Ecco, forse, chiedo anche all'educatore, forse dovremmo, come sta facendo anche Marco e cosa ne pensa Cecconi, di andare nelle scuole a dire guardate che le conseguenze poi prima o dopo si pagano. Prego Cecconi. La presenza nelle scuole è fondamentale. La scuola è uno dei media culturali ed educativi più importanti. Io personalmente non ho mai fatto presenza nelle scuole, però molte persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza, per cui la perdita di un figlio per suicidio, hanno creato associazioni e sono presenti nelle scuole e parlano chiaramente ai ragazzi e riescono ad ascoltare i ragazzi che con loro si aprono. Io conosco vari genitori che hanno creato queste associazioni e fanno un lavoro importantissimo di prevenzione, perché i ragazzi si sentono ascoltati, si sentono capiti, si sentono qualcuno che è in grado e che vuole ascoltarli veramente, non qualcuno che banalizza i loro problemi. La risposta peggiore che si può dare ad una persona che è in difficoltà è su dai, tirati su, che non è niente, non è niente. E questo qua è l'atteggiamento più sbagliato, ma noi quanto ce l'abbiamo culturalmente questo atteggiamento qua, di sì dai, non sta a preoccuparti, vedrai che passa. No, non è così, purtroppo molto spesso non passa. Marco, volevi aggiungere qualcosa? Sentivo che asserivi quello che... No, è vero quello che dice, che a volte dice sì, ma dai, passerà. Ma invece fuori possiamo ridere, scherzare, essere felici, però dentro di noi magari abbiamo un mattone nello stomaco che non riusciamo a reagire a quel che ci sta succedendo, o perché manca la forza di volontà o perché proprio siamo un po' emotivamente un po' presi dal problema che abbiamo.
Allora adesso vi porto all'ippodromo di Sant'Artemio, dove c'è stato questo grande incontro delle associazioni che abbracciano le associazioni, in attesa di vedere quello che faremo il 13 di aprile tra Treviso e Silea, tutto lungo il percorso della Restera. Andiamo a sentire questa incontinenza e stomie, andiamo a vedere cosa dicono appunto Barriere, interviste, associazioni incontinenti e stomizzati. E siamo con Barbon Mirella, un'altra associazione. Prego, cosa rappresentiamo oggi con questi bellissimi pannelli che avete portato? Allora, noi siamo ATIS, Associazione Incontinenti e Stomizzati di Treviso, e seguiamo un po', diciamo, i pazienti che hanno questa patologia, facendo capire anche che si può vivere appunto con questo presidio medico tutti i giorni con nessun problema, insomma, ecco, si può affrontare la vita proprio come si affrontava prima, e siamo appoggiati appunto dalle dottoresse stomiste. Qui abbiamo la dottoressa Maria che ci seguono in questo percorso, così ci danno spiegazioni nella nostra problematica che si può presentare durante la giornata, nei giorni che trascorriamo. E siamo qui anche oggi per diciamo, divulgare l'avvenimento che ci sarà il 27 settembre all'ospedale Cafoncello, presso la sala convegni. Ci sarà un incontro multidisciplinare guidato dal dottor Santoro, dalla dottoressa Rita Cia e dalla dottoressa anche Maria. Vuoi dire tu qualcosa, Maria? Allora, intanto salutiamo anche il dottor Aiello Santoro, che sempre anche l'anno scorso era presente con la dottoressa Rita Cia. Allora, dottoressa, si presenti, lei è? Io sono Maria Danci e seguo il distretto di Asolo, che comprende l'ospedale di Castelfranco, ospedale di Montebelluna, e soprattutto mercoledì lavoravo quasi sempre a Cafoncello. Adesso che il nostro team con il rientro della collega praticamente della maternità, insomma siamo un po' più, non siamo più sotto organico, dunque abbiamo anche il tempo migliore per seguire e per dare attenzione al paziente bisognoso. E certamente cerchiamo di fare un approccio multidisciplinare, divulgare proprio queste patologie che sono importantissime e difficili oggi come oggi ancora da accettare e da vivere. Allora, il mio motto, dottoressa, è più prevenzione, meno pannolone, perché questo pannolone che forse la donna da quando nasce lo porta fino alla fine, mentre l'uomo, molti uomini fanno fatica ad accettare. È ancora così o qualche passo in avanti si è fatto grazie anche alla prevenzione e all'informazione? Abbiamo fatto un passo gigantesco in avanti, in quanto si riesce a prevenire con la divulgazione e soprattutto non è più un tabù come prima. Allora noi facciamo anche riabilitazione del pavimento pelvico, non solo al paziente stomizzato, anche a prostatectomie radicali, altri tipi di patologie dove i pazienti hanno veramente bisogno del nostro aiuto e del nostro sostegno. Per un percorso anche difficile. Un percorso riabilitativo molto difficile. Grazie a voi. Ecco, guardate le immagini, siamo un'opera d'arte, perché è proprio vero, siamo un'opera d'arte. Allora, Marco Torresan sorrideva allo slogan che ha detto Mirella, più prevenzione, meno pannolone, ma penso sia una cosa importante ed è quello che vogliamo fare questa mattina, ecco, fare prevenzione con una persona che veramente sa l'importanza della prevenzione. Prego Marco. Sì, allora anche ieri sera, nelle varie serate che noi facciamo nel territorio, siamo andati da un'associazione con pazienti con l'Alzheimer. Il nostro medico che ci segue ha parlato dell'uso del pannolone, come gestire il paziente, quanto dovrà bere, gestirlo proprio a 360 gradi, perché è giusto che noi diamo informazioni non solo della nostra patologia, ma dobbiamo insegnare a questi pazienti fragili, particolari, che va gestito in un determinato modo. Anche così diamo un aiuto alle famiglie, a chi li segue, che ci sono vari percorsi da svolgere e vari anche... Sono incontri dove arrivano le persone, Marco? Certo, ieri sera non ce l'aspettavamo, eravamo quasi 70 famiglie. 70 famiglie sono venute, hanno ascoltato ben 2 ore di
di serata informativa. Pensavamo di farla in un'oretta, però è stata molto dilungata perché le persone volevano informazioni come usare il pannolone, che tipo di pannolone, come gestire il presidio. E dopo abbiamo insegnato loro che ci sono vari tipi di presidio, il pat a testa del pannolone, perché devono capire che tipo di incontinenza che hanno queste persone. E saperla gestire, che non è semplice se non impari, esatto. Ecco, allora Cecconi, l'importanza che abbiamo letto su queste parole, siamo un'opera d'arte, ma i ragazzi si rendono conto che sono un'opera d'arte, che non va rovinata, che non va sprecata. Prego Cecconi, è bellissimo questo titolo, siamo un'opera d'arte, cosa dice? Sì, purtroppo i ragazzi non sempre se ne rendono conto, a volte sembra che quello che vediamo sia un buttarsi via, sia anche nelle cose pericolose che fanno, nell'affrontare i rischi che sono al di fuori di quelle che sono quello che sarebbe che la ragione potrebbe fare. Lo vediamo anche su internet nei video che vengono trasmessi. A volte non c'è questa consapevolezza e per cui c'è un pochino il rischio che ci si perda. È un periodo però, perché l'adolescenza è un periodo di turbamento, di crescita, di evoluzione e questo periodo va aiutato, va supportato quando c'è una difficoltà a superarlo, però poi le persone possono arrivare ad essere perfettamente integrate nella società e stare bene con se stessi soprattutto. Esatto. Cecconi, un'altra cosa importante è capire, lei ha provato questo dolore immane della perdita di questo adorato figlio, lei è anche un educatore, forse qualcosa in lei è cambiato nell'ascolto, nel porsi, questa esperienza drammatica che non finirà mai, cosa le ha insegnato? Quanto è importante invece guardare, oltre che ascoltare, guardare, ecco, anche il tatto, il contatto. Prego Cecconi. La perdita di un figlio è uno spartiacque che è un prima e un dopo. Non c'è continuità, c'è una vita che cambia completamente. E dopo di questo si può uscire in vari modi. Il modo che forse la maggior parte delle persone fanno è di uscirne in qualche modo migliori. Non per questo non tornerei un attimo indietro, però si è più attenti a quelle che sono le difficoltà delle persone, all'ascolto. Lei sa che io faccio parte dei gruppi di automutuo aiuto della Caritas di Vicenza, facilito un gruppo specifico sul suicidio in cui ci sono persone che hanno perso un proprio caro per suicidio. E queste sono attività molto importanti. Dopo sono percorsi che possono andare bene per alcuni, per altri no. Però l'ascolto senza giudizio è qualcosa che si impara, perché non nasciamo a volte con certe capacità, con certe prerogative. Anche fare l'educatore è un lavoro, non è un'attitudine, forse ce l'ha qualche santo l'attitudine dell'educatore, ma è un lavoro, ed è un lavoro impegnativo perché è anche faticoso, è faticoso essere a disposizione degli altri. Infatti c'è bisogno di staccare, c'è bisogno di stare per conto proprio, c'è bisogno di momenti in cui non sei sempre in ascolto. Questo vale per gli educatori, vale per gli insegnanti, vale per gli psicologi, vale per tutti quei lavori che sono di aiuto all'altro, sia dal punto di vista della salute fisica che quella mentale. Non è che forse questi ragazzi sono bombardati dal troppo? Ecco, hanno tutto, hanno tanto, se non riesco ad averlo in qualche modo me lo procuro. Tanto qual è il problema? Non possono farmi niente perché sono minori, perché sono molto più avanti, sanno. Ecco, non è che forse dobbiamo fare dei passi indietro e far capire loro che il mondo è fatto anche di altre cose. Ecco, una cosa che a loro tengono tantissimo, ad esempio, è l'ambiente, gli animali, perché si fidano di più. Sono cose che appartengono a loro. Cosa dice Cecconi? Sì, allora, lei ha
toccato un aspetto che è quello dell'impunità. Io sono per la prevenzione, però è vero, io lo so perché a volte mi capita parlando con i ragazzi, che si sentono non punibili. L'impunità a volte, no, tanto non possono farmi niente. Oppure ti denuncio perché sei, non riferito a me chiaramente, però lo denuncio perché se mi tocca lo denuncio perché è un adulto e io sono minore. C'è questo senso di impunità. Non è un tasto facile da affrontare. Per il resto io credo che anche per gli episodi di violenza che abbiamo visto prima, siccome era riferito soprattutto a minori stranieri in quel caso là, bisognerebbe capire che l'accoglienza, l'inclusione e includere non è un favore che noi facciamo agli stranieri, ma è un investimento che facciamo, è un investimento per la società e per il benessere. Perché persone a cui mancano il lavoro, a cui chi ha un lavoro stabile è meno esposto alla possibilità di entrare in circuiti di criminalità e di violenza. Per cui favorire l'inserimento nel lavoro, favorire l'inserimento nella scuola, chi si sente escluso si ribella contro la società. Questa non è una giustificazione, però è un dato di fatto. E allora affrontarlo e rendersene conto è la base di partenza su cui si può ragionare e cominciare a creare una società che sia coesa anche con diverse culture, diverse provenienze, anche perché ormai è un'ondata che sarà praticamente impossibile fermare, per cui forse è meglio prepararci ad accoglierla, ad affrontarla e con i mezzi che possono aiutarci a creare una società migliore per loro, tra virgolette, e per noi, per cui per tutti. Grazie Alessandro Cecconi, educatore, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta Marco Torresan. Tanto vi volevo ringraziare che mi avete accolto in questa bellissima trasmissione e vi invitiamo tutti quanti, a chi ha qualche problema, di contattare le associazioni che vi possono aiutare. Anche i familiari, i figli, eccetera. Noi cerchiamo di aiutare tutti il più possibile. E a questi ragazzi e a queste ragazze che hanno perso un po' il lume della ragione nel percorso che invece dovrebbero fare, cosa vuoi dire? Che secondo me, se vogliono contattarci e seguire anche un percorso di mutuo aiuto, di ascolto, noi siamo ben felici di ascoltarli, che cerchiamo di aiutarli anche loro. Allora hai un numero da dare, Marco? Il mio personale è 340 40 44 005. Ecco perché Marco mette a disposizione anche il suo numero, come vedete in prima linea, non ha nessun problema, perché il suo motto è aiutare e cercare di essere vicino alle persone in difficoltà. Grazie a Marco Torresan, grazie ancora a Alessandro Cecconi. Pubblicità. Grazie.
E saluto Marzia Val, Presidente Associazione Cantiere Misto, assieme a Alessandro Alemano, socio fondatore. Grazie veramente di essere qui per capire quante associazioni ci sono che stanno cercando veramente di dare dei valori, di avere una società migliore. Saluto anche Alessandro Schileo, artigiano nell'edilizia, poi sentiremo anche, ciao Alessandro, come va? Ciao Mirella. Alessandro, ci conosciamo da tanto tempo, però vorrei capire anche il mondo del lavoro se sta cambiando, com'è la situazione anche nell'edilizia dopo il super bonus. Però vorrei partire proprio dalla Presidente Marzia Val con Alessandro Alemano e spiegare l'importanza di questa associazione, di questo cantiere misto. Prego Presidente. Buongiorno intanto a tutti, grazie per l'invito e come sapete o non sapete, siamo un'associazione che lavoriamo sul territorio non solo veneto, ci spostiamo anche fuori del territorio. Lavoriamo spesso con giovani e utilizziamo l'arte come strumento di condivisione, innanzitutto, strumento non solo valoriale, perciò per trasmettere valori attinenti al mondo attuale. Noi siamo un'associazione non solo di giovani, effettivamente il più piccolo è iscritto a 9 anni e il più grande diciamo ne ha 90, perciò siamo misti anche nella nostra composizione. Bello. Sì. La nostra associazione, dentro la nostra associazione sono presenti sia artisti ma anche tanti professionisti del sociale come assistenti sociali, insegnanti, pedagogisti, educatori, filosofi e logicamente persone che amano e credono nell'arte, perché l'arte è il fulcro diciamo della nostra associazione a 360 gradi e cerchiamo di svolgere più attività possibile anche in contesti sociali, non solo degradati, anche contesti sociali di incontro, perché l'arte è un momento di incontro. Ecco, questo è un pochettino cantiere misto. Allora, sentiamo da Alessandro Alemano perché questo nome, perché cantiere misto. Prego Alemano. Ma allora, il nome nasce da, diciamo, una storia che è un po' legata alla mia gioventù, un luogo dove si ritrovavano dei ragazzi nella zona di Udine, quindi per questo che lavoriamo anche nell'altra regione qua accanto che è il Friuli, insomma. L'associazione nasce con questo nome che unisce praticamente il luogo tendenzialmente dove si lavora, che è il cantiere, no? Il cantiere è anche un luogo dove si mettono in atto progetti, si costruiscono attività, no? Non si sta fermi soprattutto, e mette insieme anche la parola misto, perché in realtà tante sono e differenti le attività che l'associazione fa. Si occupa a 360 gradi di arte in senso molto ampio, perché partiamo sia dall'ambito della scrittura, e quindi come abbiamo visto facciamo presentazioni di libri, organizziamo mostre, ci occupiamo di riqualifica urbana perché l'associazione ha avuto il suo inizio da dei fondatori che si occupavano di graffiti, murales e arte urbana, appunto dipingevano in questo parco di Udine che si chiama il Cantiere, che noi chiamavamo Cantiere, non è che si chiama così lui, però diciamo ci piaceva il fatto che ci fosse un posto che unisse le attività fisiche, le attività lavorative e creative con anche un luogo di aggregazione, no? Un cantiere per noi è questo, un luogo dove ci si incontra, ci si scambia e si progetta insieme. Allora sentiamo anche Alessandro Schileo che di cantieri se ne intende, specialmente cantiere misto. Noi abbiamo i cantieri misti specialmente nell'edilizia. Ecco, da chi sono composti questi cantieri? Ad esempio il tuo cantiere come è composto? Chi sono i lavoratori e come sta andando l'edilizia? Prego Schileo. Ma l'edilizia in questo momento si sta assestando dopo la sbornia del super bonus e dei vari bonus che ci sono stati. Cosa significa? Che oggi il lavoro viene fatto da chi fondamentalmente ha i soldi per farlo, il lavoro per permetterselo.
Per quanto riguarda la manodopera è sempre un problema, io ormai da anni mi rivolgo purtroppo a degli stranieri, non trovo italiani, ci ho provato, però con soddisfazione mi rivolgo a dei ragazzi moldavi che devo dire sono molto disponibili. Però tu hai detto una cosa importante, me l'hai detta fuori onda, nel senso che questi ragazzi, anche se lavorano il sabato e la domenica, tu li paghi nella maniera corretta e giusta. Assolutamente sì, perché loro si danno la disponibilità a lavorare anche il sabato e domenica, perciò è giusto pagare un extra per lavorare il sabato e domenica. È normale. E come professionalità come sono questi ragazzi? Ottimi, perché sono tanti anni che collaborano con me. Uno di questi due ragazzi soprattutto sono da 14 anni che lavora con me, l'altro da 11 anni, perciò sono gente collaudati, sono rodati e a volte sul cantiere hanno un occhio anche più attento del mio. Devo dire che sono persone capaci e lavoro con soddisfazione. Senti Alessandro, quanto importante è accogliere anche le persone che lavoro, far loro sentire rispetto sia per il lavoro che per la persona, perché è facile dire lavora, ma come devo lavorare, con chi devo lavorare? Prego. Ma il rispetto nel cantiere penso sia fondamentale, la capacità anche di cercare di supportare magari questi ragazzi, soprattutto se sono non italiani, è veramente qualcosa di importante, anche perché si sentono un po' più coccolati, si sentono un po' più integrati in quello che è e anche responsabilizzati, perché è giusto anche responsabilizzare questi ragazzi all'interno del cantiere che uno fa. Noi facciamo inoltre un qualcosa che è una finitura, è la cosa finale, perciò quello che il cliente vede, perché facciamo pavimenti in resina, rivestimenti in resina, perciò è quello che uno vede. Di conseguenza bisogna responsabilizzare i ragazzi e dare la giusta soddisfazione quando il lavoro è fatto bene. Un'altra cosa importante è il costo delle materie prime, anche qua è un grosso problema, vedo che hai fatto una smorfia con la bocca, nel senso che veramente sono dei costi che sono diventati veramente molto alti e i soldi, specialmente per questi giovani che vogliono anche intraprendere un percorso anche di convivenza, magari anche impegnandosi a prendere questi appartamenti, non è così facile, o anche ristrutturarli. Com'è la situazione, Alessandro? Allora, per quanto mi riguarda, adesso si è un po' calmato l'aumento, però nel biennio 2000-2022 praticamente ricevevamo una mail con l'aumento dei prezzi, diciamo, non dico una volta al mese, ma almeno ogni 2 mesi ci aumentava, diciamo, le materie che ci servono nei cantieri. Di conseguenza aumentava anche un po' la manodopera, perché aumentando i costi devi aumentare anche chiaramente quello che è il compenso, diciamo, che dai alle persone che collaborano con te. Adesso il mercato si è stabilizzato, ma si è stabilizzato sulla parte alta. I prezzi non scendono più, ormai, per fare un esempio, almeno quella che è la mia esperienza, se uno vuole fare una ristrutturazione ante bonus eravamo sui 1.500 euro a metro quadro, oggi per meno di 2.500 euro non fai niente, ma proprio stando tranquilli, senza fare cose, senza montarsi la testa. E la richiesta qual è, Schileo? Di materiali ecosostenibili, materiali non inquinanti, materiali naturali? Qual è la richiesta? Perché in base ai soldi devi gestirtela. Allora, la richiesta è sempre per quella per il materiale, diciamo, che non siano inquinati, che siano certificati, che siano VOC-FI, che siano con certificazioni CAM. Perciò anche nei lavori pubblici, per esempio, bisogna, se fai una gara, presentare queste certificazioni. Ci si scontra chiaramente che questi prodotti sono leggermente più costosi di quelli che sono i prodotti, diciamo, tradizionali, quello che potevano essere una volta, almeno nel mio campo, i prodotti a solvente. Di conseguenza, poi dopo alla fine, bisogna fare un compromesso anche col cliente, anche perché in genere quando si arriva a quello che è il mio lavoro si arriva alla fine del cantiere, per le finiture sono l'ultima cosa e magari uno è andato sopra quello che era il suo budget di spesa prima, perciò cerca di risparmiare dopo sulle finiture, perciò è una bella gara.
È una bella gara. Ecco, mi piace questa parola che ha usato Schileo e lo chiedo sia a Marzia Vai che a Alessandro Alemanno, il compromesso delle associazioni per trovare veramente quello che è il percorso con la famiglia di fare assieme, intrigare questi ragazzi. Ecco, voi toccate con mano tantissime cose. Qual è la cosa che vi dà più soddisfazione? Sentiamo la Presidente e poi Alemanno. Presidente. Allora, credo che la cosa che ci dia maggiormente soddisfazione è sentire la soddisfazione di chi frequenta appunto l'associazione, quando ti ringraziano sia per i figli o per il tempo trascorso insieme, o che si sentono sicuri a lasciarci là i loro ragazzini, i loro ragazzi che con noi si sentono tranquilli, e che i genitori ci ringraziano, questo senz'altro. Dopo i genitori partecipano anche loro alle nostre attività, nella presentazione di libri o comunque nelle serate filosofiche che facciamo, e anche lì c'è un ringraziamento perché dicono che in qualche maniera riusciamo a coinvolgere più età, e questo fa stare bene, no? Soprattutto rispetto alle relazioni. Noi siamo un'associazione che lavoriamo molto sulle relazioni, ci crediamo fortemente, pensiamo che il tessuto sociale è tenuto in piedi soprattutto dalle relazioni e dalle buone relazioni. Questo, insomma, almeno da parte mia è questo. Dopo Alessandro non so che cosa sentiamo voglia aggiungere. appunto Alessandro Alemanno. Ecco, la cosa è trovare il compromesso tra la famiglia e il ragazzo, che non è sempre facile. Ecco, la famiglia non deve scaricare il ragazzo, deve accompagnare il ragazzo, partecipare. Ecco, il ragazzo nota e la ragazza notano molto se la famiglia partecipa. Come sono questi genitori, Alemanno? Ma diciamo che negli anni abbiamo visto cambiare anche le relazioni, i rapporti. Allora abbiamo visto ragazzi giovani passare attraverso l'associazione e instradarsi nel loro percorso poi di vita, e poi magari ritornare per un periodo, magari non frequentarsi più, poi ritornare ringraziando oppure comunque dando il loro apporto. E abbiamo visto genitori più apprensivi, meno apprensivi. Abbiamo visto il periodo del Covid è stato terribile, perché effettivamente ha messo a dura prova tutta la struttura familiare proprio, e anche delle relazioni. Adesso pian pianino si sta ritornando tutto quanto un po' a riassestare, e quindi vediamo anche le cose migliorare, cambiare. Grosse difficoltà, perché effettivamente quel tipo di esperienza ha lasciato degli strascichi che probabilmente negli anni ci vorranno anni, insomma, per recuperare un po' tutta la situazione. E la cosa che preoccupa di più, Alemanno, qual è? Ma una cosa che preoccupa di più è, forse dal mio punto di vista, il fatto di avere dei genitori che lasciano poco sbagliare ai figli. Si aspettano magari tanto che i figli abbiano magari subito dei risultati, oppure o sono molto, o hanno molte, diciamo, aspettative, e quindi queste poi le ricaricano sui ragazzi, che sono abbastanza anche stressati, oppure cercano di diciamo sopperire alle problematiche che questi ragazzi hanno intervenendo subito, no? E cercando di aiutarli anche quando in realtà dovrebbero fare le loro esperienze, sbagliare, e dovrebbero essere accolti anche in queste cose qui, insomma, anche nell'errore. Ecco. Presidente, lei invece la cosa che preoccupa di più? Secondo me la poca responsabilità. Noi vediamo che è facile delegare, no? Come dicevo prima, ci ringraziano che siamo bravi, che facciamo tante attività, però se si chiede di fare un passo in più nessuno se la sente. Si parla sia di giovani che di persone adulte, insomma, ecco, un po' questa deresponsabilizzazione, no? Sempre riconoscendo quello che fai, però
sono pochi, veramente pochi, quelli che dicono mettiamoci in gioco, tiriamoci sulle maniche e cerchiamo in qualche maniera di portare avanti valori importanti, no? Questo è un pochettino, effettivamente un po' tutte le associazioni non solo nel nostro territorio sono alla ricerca di volontari, perché ce n'è sempre meno. E fa bene a dirlo, io non riesco a capire come mai sta succedendo queste tante lezioni nelle scuole, forse poche rispetto a quelle che avrebbero potuto fare, bisogna trovare anche i dirigenti sensibili, i professori che hanno capito l'importanza di entrare in queste associazioni, però ragazzi in giro io non ne vedo, io tutte le associazioni che invito, tutti quanti sono senza giovani, forse dobbiamo chiederci il perché e cercare anche di unirci e di fare qualcosa assieme per riuscire ad intrigarli. Forse non siamo più noi che dobbiamo andare nelle scuole, o forse meno, e farli uscire più dalle scuole e fargli toccare con mano quella che è la realtà dell'associazione. Ce ne sono tanti, è possibile che non riusciamo a intrigarli in qualcosa, in qualcuno. Allora, visto che abbiamo parlato di sicurezza, andiamo a vedere anche questo convegno sulla sicurezza nell'edilizia. In Italia si registrano 3 decessi al giorno sui luoghi di lavoro, 1 ogni 2 nell'edilizia. Il convegno organizzato dagli enti bilaterali, della parte datoriale e delle organizzazioni sindacali ha messo insieme professionisti come ingegneri, geometri, architetti per un lavoro di squadra che ha un denominatore comune, la cultura della sicurezza e la prevenzione. Riteniamo che non servano altre leggi in questo specifico momento. Le ultime tragedie sul lavoro hanno posto con forza il tema della sicurezza, però non si può pensare di dare una risposta semplice come una legge a un problema così complesso. Dai sindacati la proposta, sposata dal governo, di portare in classe la sicurezza sul lavoro. Già dalle elementari andrebbe insegnata tra le materie scolastiche, sottolinea Michele Guido Mason, docente della scuola edile di Treviso. Il bambino che chiede al papà perché oggi non ti sei messo il caschetto, è una cosa che fa cambiare il momento di oggi e magari riduce questo come cultura gli infortuni. E sono proprio i più giovani a mostrare una grande sensibilità verso il tema. Sono sempre di più i ragazzi che a fine anno dimostrano interesse, soprattutto quando praticamente presentano le tesine per l'argomento sicurezza, e sempre di più fanno degli interventi mirati anche con innovazioni, portano loro delle idee. E sempre dai sindacati un'ulteriore proposta. Prendiamo i soldi dell'INAIL, sono soldi per la sicurezza e questi devono essere investiti per aiutare le imprese buone che investono sulla sicurezza e penalizzare con forza quelle che invece se ne fregano delle leggi. Allora, Alessandro Schileo, come commentiamo questi servizi, questi numeri, queste parole? Prego. Ma io penso che dai cantieri, io arrivo alla fine diciamo del cantiere, perciò i lavori pesanti sono già stati fatti, però mi è capitato a volte di vedere su dei cantieri che si tolgono il caschetto magari di sicurezza e non sempre viene ripreso diciamo all'operaio dal capocantiere. A volte è lo stesso operaio che non vuole portarle perché lo ritiene quasi un sacrificio. Specialmente col caldo d'estate, esatto, quello che vediamo veramente fa veramente rabbrividire. Però faccio un sospiro per dire è responsabilità del capocantiere richiamare gli operai diciamo, a utilizzare tutti i presidi di sicurezza, però lo stesso operaio che a volte se lo toglie in maniera arbitraria. Non so quale condannare, se condannare l'operaio o condannare il capocantiere. Io i miei ragazzi li costringo sempre, scarpe di sicurezza, eccetera, caschetto. Però una cosa che mi hai detto Alessandro, molto importante, è che si fanno questi corsi, non è che non si fa, perciò non possono dire non sappiamo, sono tutti extracomunitari, sono tutti stranieri, non sanno le regole, ma come funziona veramente? I corsi si fanno. Poi dopo, da fare la teoria a metterla in pratica, lì a volte diciamo che cade un po' il palco, diciamo, abbiamo quel gap soprattutto per quanto riguarda gli stranieri, magari degli stranieri che non capiscono anche bene l'italiano, che parliamoci chiari, soprattutto se hai delle persone che vengono da paesi in cui hanno più difficoltà ad apprendere l'italiano, tipo Marocco, Tunisia, eccetera, che
fanno più fatica a mettere in pratica il corso, perché il corso magari lo frequentano, ma magari non capiscono neanche tutto quello che deve essere, che è stato spiegato in un corso. Questo è anche un'altra delle problematiche. Il capocantiere, che si spera sempre sia italiano, dovrebbe implementare questi ragazzi e costringerli a mettersi questi dispositivi di sicurezza. Ma i capocantieri sono sempre presenti oppure vanno di qua e di là, Alessandro? Perché... Non sempre sono presenti, i capocantieri chiaramente non sempre sono presenti. E invece dovrebbero essere presenti? Per legge dovrebbero essere presenti? Sì. Sì. Allora, quante cose impariamo questa mattina a Sveglia Veneti. Allora, sia a Marzia Dal Valle che a Alessandro Alemanno, ecco, il futuro di questi giovani, come lo vedete voi? Cosa dicono questi ragazzi che vengono nella vostra associazione? Ecco, cos'è che sentite, quello che veramente chiedono? Ecco, l'ascolto che voi fate dove si dirige? Verso chi e verso cosa? Presidente Val. Allora, i ragazzi che vengono da noi intanto dimostrano una sensibilità particolare sia verso l'arte, in quanto siamo un'associazione artistica, no? Ma anche verso l'ambiente. E quello che chiedono è essere più ascoltati, innanzitutto, più valorizzati, e soprattutto chiedono che ci sia coerenza da parte delle istituzioni in generale, da parte degli adulti di riferimento, e una cosa che effettivamente dicono che almeno noi cerchiamo di essere coerenti con quello che diciamo. Ecco, quello lo chiedono spesso, lo apprezzano molto la coerenza, anche se può essere difficile ogni tanto, no? Essere coerenti o essere molto impattanti rispetto. È questo un pochettino che chiedono, e li vedo, almeno noi li vediamo, anche propositivi verso il futuro. Siamo forse più pessimisti noi adulti che i giovani, sarà un po' per il fatto che magari la gioventù, con gli occhi della gioventù si vedono le forme un pochettino diverse, si guarda verso il futuro in forma diversa, e questo è molto bello, insomma, almeno è una cosa che ci aiuta anche noi a continuare nel nostro lavoro. Presidente, non è forse anche dovuto che voi fate toccare con mano il bello? Perché la bellezza appaga, la bellezza ti intriga, la bellezza ti emoziona. Ecco, io sono convinta che è bellissimo quello che voi fate, perché vi fate toccare con mano quella che è proprio anche patrimonio dell'Italia, questa bellezza che abbiamo in tutti i sensi. Cosa dice, Presidente? Ma senz'altro, ma credo che sia soprattutto la partecipazione, no? Loro diventano da noi in associazione protagonisti in qualche maniera, lasciamo molto a libertà. Se qualcuno ha qualche idea di proporre, di portarla avanti sempre con il nostro supporto. È ovvio che la bellezza aiuta, questo senz'altro, però l'ascolto empatico e la relazione, una forte relazione che si stringe, la possibilità di poter sperimentare, sono tutti ingredienti necessari. Alemanno, mentre da parte dei genitori cosa sente, cosa vede? Prego. Ma allora, quando a noi capita di coinvolgere o essere coinvolti, perché a volte siamo noi che siamo coinvolti da ragazzi giovani, vediamo anche un ritorno da parte dei genitori quando poi alla fine non so, l'attività viene svolta, i ragazzi in autonomia la fanno grazie magari al nostro supporto nell'ambito della burocrazia, perché poi bisogna anche dare degli spazi, ma non spazi fisici, spazi proprio come operatività, no? Nel senso, vuoi fare la presentazione del tuo libro, devi trovare qualcuno che ti permette di poterlo fare, no? Okay? O che ti mette nelle condizioni di poter essere autonomo su questa cosa. Vedere poi i genitori che sono soddisfatti del risultato, hanno visto il loro figlio magari in autonomia gestirsi una cosa dall'inizio alla fine senza il loro
intervento, senza, cioè, per loro è una grande soddisfazione. Ci è capitato di genitori che ci hanno ringraziato per il fatto che il figlio aveva avuto la possibilità di esprimersi, di poter cantare la sua canzone, di poter far vedere che cosa sapeva fare, senza che lo aveva fatto in autonomia. In realtà ci ringraziano, ma noi siamo i primi a ringraziare i ragazzi, perché sono loro che fanno. Noi gli diamo soltanto la possibilità di essere ascoltati e la possibilità di avere uno spazio, un luogo, un ambiente di ascolto dove possono far vedere quello che sono, insomma. E quindi... Alemanno, vede la partecipazione della famiglia a questo percorso che voi fate con i ragazzi? Sono presenti oppure un po' scaricabarile? Sono là e sono a posto? Prego, Alemanno. No, c'è la partecipazione della famiglia. La partecipazione di una famiglia che a un certo punto, sì, non è che ci lasciano i ragazzi, lasciano che il ragazzo faccia il suo primo passo, perché alla fin fine la scuola magari dà uno spazio limitato, no? di movimento a volte, poi la vita reale è anche un po' fuori, quindi vuoi fare un determinato tipo di percorso, devi incontrare delle persone che ti stimolino a seguirlo e che ti diano anche la possibilità di far vedere quello che sei, insomma. Alessandro, con la squadra, il percorso che fanno anche questi ragazzi, questi uomini che lavorano con te, quanto importante è fare squadra tra di loro, partecipare anche a quello che è il dopolavoro. Come vedi la situazione? Moltissimo, infatti io cerco sempre con i ragazzi che lavorano con me in cantiere di utilizzare i momenti chiamiamo ludici, che possono essere il pranzo piuttosto che la cena, passarli assieme, mangiare assieme, parlare non solo di lavoro ma parlare anche di famiglie, di come va, cioè cercare di coinvolgerli sempre di più in quello che è il parlare del generale, non solamente del lavoro. Questo li fa sentire anche più coinvolti nel lavoro, a mio avviso, e anche più partecipativi. Certo. E poi dopodiché ognuno rientra nella sua casa e vive con la sua famiglia, però i momenti che si vivono assieme, spesso e volentieri mi è capitato anche dei ragazzi miei che magari avevano dei problemi di ospitarli per 1 o 2 notti anche a casa mia per dormire, perché magari dovevamo fare un cantiere e non c'era il tempo di tornare a casa, perciò senza problemi, cioè io li ospito gratuitamente anche a casa mia, i miei Senti, ragazzi. Alessandro, e la famiglia lontana, la mancanza della famiglia a volte, come la sentono loro? Perché arrivano su un paese anche sconosciuto, cioè devono rimboccarsi le maniche in tutto e per tutto, non sempre trovano, io non so se avete capito, ma è una fortuna trovare un imprenditore come Alessandro Schilè, lo so perché lo conosco anche bene, soprattutto questa accoglienza che lui fa, avete sentito, questo ascolto, questo accompagnamento. Prego Alessandro. Allora, per fortuna i ragazzi che lavorano con me sono da diversi anni che vivono in Italia e sono integrati, hanno la loro famiglia, addirittura uno ha appena fatto la richiesta anche per diventare italiano, perché dopo tot di anni si può fare la richiesta per diventare italiano, sua moglie e la figlia maggiore già l'hanno fatto il passaggio e hanno preso la cittadinanza italiana e sono perciò integrati. Sicuramente quando uno arriva qui da solo fa fatica, però è difficile inizialmente integrarsi, però vediamo che anche gli stati più avanzati, l'esempio classico è la Svezia, diciamo, esatto. Che purtroppo soprattutto quelli che sono più lontani da noi come mentalità sono quelli che sono i più difficili da integrare, perché spesso non si vogliono integrare anche. Ecco, sentiamo la Presidente Vale, l'integrazione, la socializzazione, ecco come funzionano, se vuoi veramente essere nel pezzo, Presidente. Ma noi abbiamo la fortuna di avere l'arte che è un mediatore perfetto, no? E quindi anche i ragazzi, diciamo, non autoctoni che si avvicinano a noi, si avvicinano perché c'è questo grande mediatore, perché sono interessati all'arte, perché
vogliono confrontarsi anche sotto il punto artistico. Dopo abbiamo altri ragazzi che si avvicinano solo perché si sentono accolti. Si sentono accolti a 360 gradi. Noi come associazione siamo un'associazione molto aperta, interculturale, e effettivamente anche all'interno dell'associazione abbiamo diverse persone non autoctone, e quindi il fatto anche di lavorare con realtà esterne alla nostra, questo è un'apertura che probabilmente tutti sentono, e perciò l'integrazione avviene in forma sempre molto ludica, molto divertente, attraverso anche forme artistiche, e insomma credo che almeno i ragazzi hanno sempre detto che stanno bene con noi, anche quelli non autoctoni, si sentono perfettamente accolti. Anche le famiglie, tra l'altro, perché dopo abbiamo risvolto della famiglia che con l'input del figlio frequentano anche loro e spesso e volentieri fanno le attività insieme. Ecco, questa è una cosa secondo me importante. È ovvio che il primo passo è sempre più difficile, ma una volta rotto così il ghiaccio le cose procedono regolarmente senza grandi difficoltà. Alemanno? Ma abbiamo visto e fatto in tutti questi anni, abbiamo visto cambiare un po' la realtà dell'integrazione, del rapporto con i ragazzi stranieri di prima e seconda generazione, e ci siamo relazionati con molti di loro, se per quello. Abbiamo fatto anche dei progetti che proprio erano mirati a, diciamo, coinvolgere con l'arte migranti, richiedenti asilo, e quindi abbiamo toccato con mano questo argomento. Sappiamo che non è un argomento facile, e approcciarsi a questo tipo di persone non è semplice, però intanto ci vuole la disponibilità a incontrarsi, la disponibilità a confrontarsi e anche a comprendere la realtà dell'altro, no? La cultura dell'altro. Sono comunque cose che ti arricchiscono, e io personalmente come cantiere misto, come fondatore di Cantiere Misto, sono molto soddisfatto un po' del lavoro che è stato fatto fino adesso, anche vedendo poi alcuni ragazzi crescere e seguirci, diventare altro, insomma, da dove erano partiti. Abbiamo conosciuti che avevano magari 16 anni, adesso ne hanno quasi 30. No? E quindi... Non è che Alemanno forse dimmi chi sei e ti dirò cosa fare, non funziona sempre così, magari sono loro che magari vorrebbero chiedere chi sei, che persona sei, ecco, perché io veramente riesco a capire di essere accolto, perché delle volte bisogna mettersi anche dall'altro lato. Prima si parlava appunto con il giornalista, scrittore Sarcinelli, ecco, questo ciao, questo tu, che loro, specialmente questi ragazzi che arrivano lontani da tutto, te lo rivolgono con un sorriso. Ecco, la prima cosa che fanno ti dicono ciao con un sorriso, è vero Alessandro? Sì. Questa è la cosa che prima noto, noi sorridiamo molto meno, forse dobbiamo imparare anche ad accoglierli con un sorriso, perché loro si sentono, ecco, giudicati più che accolti molte volte. Ecco, noi giudichiamo sempre, mettiamo l'etichetta, siamo facili a mettere le etichette. Cosa dice Alessandro? Ma purtroppo gli errori di pochi ricadono sulla maggioranza di quelli che ci sono. Io ho lavorato anch'io un po' di anni in Germania, un po' di anni in Austria, perciò ho l'esperienza dell'emigrato. E quello che posso dire, quando io sono stato in Germania ho cercato di integrarmi, o in Austria ho cercato di integrarmi nelle usanze locali, perché questo è fondamentale se tu vuoi vivere su un paese straniero. Però chi non si vuole integrare avrà sempre molte difficoltà a integrarsi, e purtroppo è quello che io vedo sta anche accadendo, che tante persone non si vogliono neanche integrare. Questo è un problema. Invece ci sono
I miei ragazzi sono completamente integrati nella società attuale, i figli vanno a scuola in Italia, parlano l'italiano abbastanza bene anche i genitori, cioè quelli che lavorano con me, addirittura uno è un battutista nato, perciò è veramente, diciamo, un piacere. Però ripeto, non tutti hanno la volontà di integrarsi in quella che è una società diversa. Purtroppo ti devi integrare, io l'ho fatto per trovarmi bene, altrimenti non avrei potuto né vivere né in Germania né in Austria, ma forse per un europeo è anche più facile integrarsi all'interno, diciamo, di altri paesi europei. Da chi viene da fuori, per cultura, per lingua, per usanze, è un po' più difficile, però bisogna che anche loro ci mettano un pochettino del loro per integrarsi. Bisogna vedere anche dove arrivi, e chi ti accoglie, però esatto, siamo sempre anche là. C'è un 50 e un 50, deve esserci sempre una partecipazione. Ecco, io sono convinta che se tutti mettiamo quella goccia famosa nell'oceano, ecco, molte persone si integreranno molto meglio, perché io sentire questi ragazzi qui presenti che dicono che ancora c'è razzismo e che lo vivono, capisci bene che, detto da giovani, fa molto riflettere. Questo è quello che ho sentito e che avete sentito anche a casa davanti a queste telecamere. Detto questo, saluto gli ospiti perché veramente sono in chiusura. Saluto Marzia Val, Presidente Associazione Cantiere Misto, assieme ad Alessandro Alemano, socio fondatore. Grazie Alessandro Schileo, artigiano nell'edilizia, un imprenditore che tutti vorrebbero andare al lavoro perché veramente è una persona per bene, e questo io voglio anche dare questo messaggio. Questi sono anche gli artigiani e gli imprenditori che abbiamo. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Riso alla siciliana. La conservazione delle acciughe sotto sale è uno dei metodi più antichi che ci siano. Si tratta di scegliere, pulire e salare il pesce al fine di poterlo conservare a temperatura ambiente in arbanelle di vetro fino a 2 o 3 anni. Ingredienti per 4 persone: 300 g di riso, 2 acciughe sotto sale, olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, 25 g di capperi, 70 g di olive nere denocciolate, un mazzetto di prezzemolo, 250 g di polpa di pomodoro, peperoncino, sale. Fate imbiondire lo spicchio d'aglio schiacciato in un tegame con l'olio. Eliminatelo e aggiungete le acciughe dissalate e spezzettate e rosolatele sminuzzandole con una forchetta, mentre le amalgamate al condimento. Aggiungete la polpa di pomodoro. I capperi. Le olive. Una manciata di prezzemolo tritato. Una presa di sale. Un pizzico di peperoncino. E cuocete per una decina di minuti. Nel frattempo, lessate il riso in acqua bollente salata per 15 minuti. Scolatelo e conditelo con la salsa preparata.
salute e buon appetito!